Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di venerdì 17 maggio. Prima delle pagine dei quotidiani, come al solito andiamo a guardare le agenzie di stampa. In primo piano sull'Ansa.it in questo momento Salvini a Napoli, scontri tra manifestanti e polizia, lancio di transenne fumogeni contro gli agenti a piazza del plebiscito, così l'agenzia ANSA in apertura. Uno scontro tra forze dell'ordine e manifestanti all'ingresso di piazza del plebiscito a Napoli, nei pressi del palazzo della prefettura, dove c'è stato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Salvini. La polizia ha effettuato cariche per allontanare i manifestanti che hanno lanciato transenne e fumogeni contro i poliziotti. Poi la situazione è tornata alla normalità, scrive l'agenzia ANSA, che peraltro ha un lancio di ieri sera alle 20:36 senza alcun aggiornamento. Mentre oltre all'apertura vediamo anche gli altri titoli di prima pagina in questo momento dell'agenzia ANSA. Proteste antinomadi a Roma, 65 gli indagati, in 24 per i fatti di Casalbruciato, in 41 per quelli di Torre Maura, tutti appartenenti a Casa Pound o a Forza Nuova. E poi c'è la notizia dell'arresto per tangenti del sindaco leghista di Legnano, che troveremo ampiamente anche sui quotidiani di oggi. Azzerata la giunta leghista di Legnano, ai domiciliari il sindaco e l'assessore alle opere pubbliche, in carcere l'assessore al bilancio. Gravi accuse della procura, che parla di scarsissimo senso della legalità. Giambattista Fratus della Lega è tra gli arrestati nell'operazione su turbata libertà degli incanti, corruzione elettorale dei finanzieri del comando provinciale di Milano, su disposizione della procura di Busto Arsizio. A Fratus gli arresti domiciliari, così come all'assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini in carcere, l'assessore al bilancio vice sindaco Maurizio Cozzi. I tre sono indagati per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale. All'attacco il vice premier dei 5 Stelle Luigi Di Maio. È evidente e chiaro, ha detto Di Maio, che c'è un'emergenza corruzione, una Tangentopoli bis che colpisce tutti i partiti e noi dobbiamo arginare questi fenomeni. Il ministro di Giustizia Bonafede è intervenuto. Non commento le indagini in corso, massimo rispetto per l'autonomia della magistratura, ma rilevo che in Italia c'è un'emergenza corruzione. Ha detto ancora Di Maio: faccio un appello a chi vuol dare un chiaro segnale. In Italia questa nuova Tangentopoli deve essere punita non solo con la magistratura, ma col voto degli italiani. Chiedo agli italiani di dare un segnale chiaro a tutte le forze politiche coinvolte, dicendo che noi una nuova Tangentopoli non la vogliamo, dice Di Maio. È il momento di dire che lo spazzacorrotti e la legge sul voto di scambio richiedono altre leggi, una legge sul conflitto di interesse e una legge sulle lobby. Ci aspettiamo, dice ancora il Movimento 5 Stelle in un post sul suo blog dal titolo "Cacciate il sindaco". Ci aspettiamo un gesto di responsabilità sul sindaco di Legnano, ora agli arresti, da chi come noi ambisce al cambiamento. Si allontanino questi soggetti per rispetto nei confronti degli italiani, diano l'esempio che il Movimento 5 Stelle non ha mai esitato a consegnare ai cittadini. Non possiamo rimanere inermi, non è il momento di nascondere la testa sotto la sabbia o testimoniare fiducia a chi sta infangando le istituzioni. Replica il leader del Carroccio Salvini: non commento le indagini, ho fiducia nei miei uomini e nella magistratura. Spero che tutte queste indagini che si stanno aprendo si chiudano in fretta per distinguere colpevoli e innocenti. Gravissime le accuse della procura. La cosa più allarmante, ha detto la procuratrice in conferenza stampa, è che gli indagati hanno scarsissimo senso della legalità e non percepiscono assolutamente la gravità delle loro azioni, quasi fosse un modus operandi che solo perché diffuso è legalizzato. Così non è, dice la procuratrice. Ma sentiamo intanto anche le parole di Matteo Salvini dal lancio di agenzia ANSA su Legnano. Un caso di cronaca a Legnano che riguarda una lotta forte della Lega. Non commento le indagini, ho fiducia nei miei uomini e nella magistratura. Spero che tutte queste indagini che si stanno aprendo si chiudano in fretta per distinguere colpevoli e innocenti. La Corte dei Conti l'ha indagato anche per la questione dei voli di Stato. Indagato dappertutto, su tutto, quindi per sequestro di persona, per razzismo, quindi penso che il lavoro che sto facendo per gli italiani lo stiano apprezzando e penso di essere uno dei ministri che costa meno nella storia del Ministero dell'Interno.
Così Matteo Salvini. Intanto un incarico presso una partecipata alla figlia di un candidato escluso al primo turno in cambio dell'appoggio elettorale al secondo turno. Questa è l'accusa al sindaco di Legnano Giambattista Fratus, arrestato con i 2 assessori con l'accusa appunto di corruzione, turbativa d'asta, corruzione elettorale. La promessa, stando all'inchiesta delle Fiamme Gialle coordinata dal PM Nadia Calcaterra, è stata mantenuta con un incarico presso la AM Linea Ambiente SRL. La nomina di soggetti e amici e conoscenti manovrabili e in futuro riconoscenti attraverso spregiudicate manipolazioni di procedure è alla base dell'indagine che ha coinvolto il sindaco leghista Fratus e i 2 assessori. Così l'agenzia ANSA in prima pagina in questo momento. Poi vediamo anche la questione dei voli di Stato per comizi. Salvini dice nessun abuso, l'inchiesta fa ridere. La Corte dei Conti indaga per accertare se il ministro abbia viaggiato su voli di Stato per fini non istituzionali. Il Movimento 5 Stelle parla di piccola ombra da chiarire. Il leader della Lega: sfido chiunque, dice Salvini, a dimostrare il contrario. Grillo lo attacca, ma lo manderei a calci al Viminale. Fornite le specifiche dei voli, 45 tratte in 11 mesi di incarico, scrive ancora l'agenzia ANSA, riassumendo la questione dei voli di Stato per i comizi di cui è accusato anche Matteo Salvini. Mentre sempre dall'agenzia ANSA il ministro dell'economia tria sull'aumento del debito, ci atteniamo agli obiettivi del DEF, documento di economia e di finanza. Poi c'è un'altra notizia che riguarda il Monte Paschi, chiesti 8 anni e 4 milioni di multa per Mussari e Vigni, ex vertici di Monte Paschi Siena. La condanna di Mussari, Vigni e Baldassarri a 8 anni e 4 milioni di multa per i primi 2, 6 anni, 1,5 milioni di multa per Baldassarri è stata chiesta dai PM di Milano nel processo con al centro le operazioni Santorini, Alexandria, Fresh e Chianti Classico. Chiesta anche la condanna di Banca Nomura e Deutsche Bank, chiesta l'assoluzione di 2 manager della banca tedesca e della sua filiale londinese. La Procura di Milano nel processo ha chiesto la confisca di 448 milioni per Nomura, 440 per Deutsche Bank, 2 banche imputate in qualità di enti. Il pubblico ministero ha chiesto anche al Tribunale la condanna a 1,8 milioni di multa per ciascuna delle 2 banche. E sempre rimanendo brevemente all'ANSA in prima pagina, lo spread chiude in calo a 278 e nuovo botta e risposta tra Salvini e Di Maio. Pensa ai morti sul lavoro, dice Salvini, inumano fare campagna così, risponde l'altro. Leader pentastellati in pressing per pacchetto famiglia al prossimo Consiglio dei ministri. E ancora in primo piano per la politica, stop alla lista per un post anti-aborto, il Movimento 5 Stelle non correrà a Cagliari in Sardegna, nel capoluogo sardo. Il Movimento 5 Stelle ha revocato la certificazione del simbolo al candidato alle comunali di Cagliari Alessandro Murenu. Il nome di Murenu era sparito dalla griglia delle liste 5 Stelle pubblicata sulla piattaforma Rousseau. La motivazione ufficiale non è stata comunicata, ma su Murenu si era scatenata una bufera social su 2 post contro le unioni civili e contro l'aborto. Dunque a Cagliari non ci sarà alcun candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Ci sono valori che fanno parte del DNA del movimento, come l'idea di una donna che ha diritti e doveri identici a quelli dell'uomo nel lavoro, in famiglia e in amore. Ribadiamo che siamo lontani anni luce dalle posizioni espresse dal Congresso di Verona e prendiamo le distanze da quanto affermato dal candidato sindaco di Cagliari Alessandro Murenu, dice il Movimento 5 Stelle. Chi vuole associare rivendicazioni come quelle espresse a Verona contro la donna al simbolo del Movimento 5 Stelle si sbaglia di grosso ed è fuori dal nostro progetto. 2 post aveva scritto Murenu contro le unioni civili e contro l'aborto. Infine Salvini come il duce in un video fatto da studenti, sospesa una professoressa. Qui siamo in Sicilia, a Palermo, un insegnante di italiano, poi lo vedremo anche sui giornali locali, e non solo, Rosa Maria Dell'Aria, docente all'ITI Vittorio Emanuele a Palermo, è stata sospesa da sabato scorso per 2 settimane dall'ufficio scolastico provinciale perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti 14enni che nella giornata della memoria avevano presentato un video nel quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 38 al decreto sicurezza del ministro Salvini. La sospensione, stipendio dimezzato, è stata attuata al termine di un'ispezione ministeriale cominciata dopo una serie di post sui social. Tutto sarebbe nato dopo che un attivista di destra aveva lanciato un tweet indirizzato al ministro dell'istruzione Bussetti. Salvini, Conte, Di Maio, come il Reich di Hitler, peggio dei nazisti. Succede all'ITI Vittorio Emanuele di Palermo, dove una prof per la giornata della memoria ha obbligato dei 14enni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i migranti. Al Ministero dell'istruzione hanno qualcosa da dire, ha scritto
l'attivista di destra, come lo qualifica l'ANSA. Non so chi sia stato a proporre, controllare, ordinare, suggerire, però che qualcuno equipari il ministro dell'interno Salvini, che può stare antipatico o simpatico a Mussolini o Hitler, mi sembra demenziale così. Il vice premier sulla vicenda di questa insegnante sospesa per 2 settimane. Siamo tutti dispiaciuti per quanto accaduto, solidali con la nostra professoressa, dice uno degli studenti di 16 anni della professoressa in questione. E con la nostra professoressa siamo solidari, nessuno di noi era stato obbligato a partecipare a quel progetto. Le immagini inserite nel lavoro non sono state scelte dalla prof, che ci ha dato solo una mano nella sistemazione del testo. Il ministro Bussetti ha dato incarico agli uffici dell'amministrazione centrale di approfondire la vicenda. La prof è stata sospesa dall'ufficio scolastico provinciale, appunto, perché non avrebbe vigilato sul lavoro, sul video degli studenti che hanno accostato Salvini alle leggi razziali. Intanto Trump mette al bando la Huawei, la Cina parla di imposizione unilaterale. Vediamo adesso brevemente l'adnkronos.com. ADNCronos.com su mazzette e mazzate, ennesima lite a distanza tra i vice premier dopo gli arresti di Legnano e Tangentopoli, dice Di Maio. Lega sotto attacco, dice Salvini. Poi c'è Salvini a Napoli, gli scontri in piazza, lo spread, l'allarme di Banca Italia e l'Austria che striglia l'Unione Europea. Il ministro delle Finanze austriaco attacca l'Europa troppo buona con l'Italia, reagisca a un governo nazionalpopulista, dice il ministro austriaco. Nel caso di governi nazionalpopulisti come quello italiano, l'Europa dovrebbe reagire in modo unitario e forte, dice il ministro delle Finanze austriaco Hartwig Löger. Ci sono state discussioni in Italia ben prima della campagna elettorale, anche con la Commissione europea. Sono irritato, dice il ministro austriaco, perché vediamo che se la Commissione agisce in modo flessibile, questo viene usato. Abbiamo chiarito da tempo che ci aspettiamo che la Commissione trovi una linea chiara e reagisca in modo più forte. Dobbiamo assicurarci che le regole vengano rispettate in futuro e che sanzioni chiare e automatiche siano applicate. Non si può passare sopra a quello che l'Italia ha fatto per mesi solo in vista delle prossime elezioni. È un comportamento costante dell'Italia che non possiamo accettare, dice il ministro austriaco. Il ministro economico Tria è un uomo di scienza, un esperto. Fin dall'inizio ha espresso opinioni chiare, critiche nei confronti delle dichiarazioni di Salvini. Purtroppo, dice il ministro austriaco, noto che Tria è stato più morbido, in particolare all'interno dell'Italia. Salvini, il suggerimento è di pensare prima di parlare, dice ancora il ministro delle Finanze austriaco. Chiudiamo le agenzie con l'Agi.it. Agi.it apre la sua prima pagina con la domanda: che succede ora che Trump ha messo al bando Huawei? Il presidente americano va allo scontro con la Cina, il colosso delle telecomunicazioni replica: vi farete male da soli. Poi lo scandalo corruzione a Legnano, città simbolo della Lega, e presto andremo negli uffici pubblici e li troveremo quasi vuoti. I pensionamenti ordinari quota 100 stanno drenando la pubblica amministrazione di dipendenti. Infatti c'è la notizia del piano di assunzioni, la ministra Bongiorno ne ha parlato l'altro giorno. Adesso andiamo alle pagine dei due vice premier. La pagina Facebook, naturalmente, il primo piano della pagina Facebook di Matteo Salvini. 17 ore fa ha scritto Salvini: la Lega è sotto attacco scritto maiuscolo, vogliono impedire la nostra vittoria con ogni mezzo, per questo esserci sabato a Milano, Piazza Duomo, ore 15, è fondamentale, chi tace è complice, scriviamo la storia insieme, ti chiedo di far girare ovunque questo messaggio, scrive Salvini, che era su Rete 4 con Paolo Del Debbio, poi avremo modo di risentirlo. Per quanto riguarda la giornata di oggi ancora il ricordo di sabato: invaderemo Piazza Duomo di sorrisi, io non mollo mai, ricorda Salvini. Macron, lui non ci sarà, è la campagna del non ci sarà. E poi ancora Salvini lo manderei a lavorare a calci, ha detto Beppe Grillo, intervistato oggi dal 7 del Corriere della Sera. Da Renzi, Boldrini e Saviano lo capisco, ma da Grillo reati in calo del 15%, sbarchi in calo del 90%, 8.000 nuovi uomini e donne in divisa assunti. Forse i calci dovrebbe darli a qualcun altro, voi che dite? Comunque faccio zen sempre col sorriso, forte del vostro sostegno amici, scrive Matteo Salvini rispondendo indirettamente a Beppe Grillo. Grazie, e scrive ancora Salvini, decine di migliaia di tweet, Salvini non mollare in poche ore dall'Italia e dall'estero. Abbiamo chiuso i porti, bloccato la mangiatoia, possono farmi quel che vogliono, ma io non mollo, e sabato tutti a Milano. Lui non ci sarà, neanche Gad Lerner, magari c'è invece. E poi, sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, una diretta di 29 minuti dalla prefettura di Napoli, dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che quella
Avremo modo di riproporla anche per chi ascolta la radio e non naviga su Facebook. Non ci sarà sabato neanche Paolo Gentiloni. E ancora, l'Italia è l'unico paese in Europa in cui la detraibilità dell'IVA sulle auto aziendali è solo al 40%. Ci impegniamo a portarla al 100%, consentendo un ricambio del parco auto con mezzi più moderni e meno inquinanti. Allo stesso tempo un incasso maggiore per lo Stato. Partite IVA e imprese chiedono di correre, ha detto Matteo Salvini, mentre sapevo che combattere la mafia e il business dell'immigrazione clandestina mi avrebbe portato qualche nemico potente. Non mi spaventano gli attacchi da parte di tutti, vado avanti più forte che mai. Salvini non mollare, prima tendenza in Italia su Twitter questo hashtag Salvini non mollare. Grazie di cuore alla nostra splendida comunità, dice ancora Matteo Salvini. Elsa Fornero non sarà in Piazza Duomo, poi abbiamo la diretta da Potenza, Basilicata, altri 22 minuti. Non si molla di 1 millimetro, scrive Matteo Salvini. Ieri anche a San Severo, Foggia, se voi ci siete io ci sono, dai che questa Europa la cambiamo per davvero. Abbiamo tutti contro, per questo sabato a Milano è importante esserci. Andiamo alla pagina Facebook di Luigi Di Maio, il quale ci vuole parlare di alcune cose accadute negli ultimi giorni. Sentiamo solo l'inizio perché sono 17 minuti, ma vediamo un po' di capire il tono che fa la musica di Di Maio. Voglio essere molto chiaro con voi. Domenica prossima, il 26 maggio, si vota per le europee. Prima io vi avrei chiesto di votare il Movimento 5 Stelle per andare in Europa a cambiare una serie di cose. E questo vale sempre. Ma dopo aver visto nelle ultime 3 settimane decine di indagini per corruzione in Italia, che si susseguono al ritmo di una indagine al giorno o a settimana, e pensateci un attimo, oggi il sindaco di Legnano arrestato per corruzione, ieri l'indagine sull'Ara Comi di Forza Italia, la settimana scorsa l'indagine sulla Lombardia, la settimana prima l'indagine sull'Umbria e sulla Calabria, regioni del PD, e ancora prima l'indagine sulla Sicilia. Se ci pensate un attimo, quello che sta accadendo in questo momento non accadeva da anni e riguarda una nuova Tangentopoli che sta scoppiando in Italia e che vede tutte le forze politiche coinvolte tranne noi. Vi faccio questo appello perché è un appello fondamentale per l'Italia. Il 26 maggio dobbiamo andare a votare per il Movimento 5 Stelle e mobilitare tutti, perché noi dobbiamo continuare un'opera al governo, che è la legge sul conflitto di interessi. Dobbiamo fare la legge che toglie... Il messaggio comunque è chiaro, anche i 16 minuti successivi risultano a questo punto perfino non dico superflui per carità, però insomma abbiamo capito il discorso di Di Maio. C'è la Tangentopoli, noi siamo gli unici puliti, per essere puliti anche voi cari elettori dovete votare noi. E lasciamo con questo anche la pagina Facebook di Luigi Di Maio e andiamo invece ai quotidiani di oggi. Tra l'altro oggi avremo modo di parlare, a proposito di corruzione, di una vicenda che soltanto Pierluigi Pellegrini ha trattato l'altra settimana con il corrispondente, con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Massimiliano Scagliarini, e che oggi riaffronteremo con una nostra antica amica, Chiara Spagnolo, che qualcuno dei più antichi ascoltatori appunto si ricorderà, fu con noi all'epoca delle indagini dell'allora pubblico ministero De Magistris, Posidone Why Not, perché da cronista subì una bella intimidazione forte, fu perquisita, fu oggetto di attenzioni da parte della magistratura perché si occupò da cronista, con pochissimi altri, delle vicende relative a quell'indagine. Ora Chiara lavora per la Repubblica in cronaca di Puglia, di Bari, e si è occupata a fondo della giustizia svenduta, un'incredibile indagine dalla quale viene fuori una fotografia dell'Italia mostruosa sul Tribunale di Trani, e non solo il Tribunale di Trani, perché lì ci sono giudici tributari di mezzo, diversi gradi di giudizio, la giustizia tributaria ma anche l'università, insomma una maxi indagine che soprattutto dà un maxi squarcio su un mondo terrificante, che non è solo di giustizia venduta, di ricatto agli imprenditori, di tangenti, mazzette a giudici, è molto molto di più. E Chiara, con la sua precisione solita, ce ne parlerà
a partire dalle ore 10, mentre alle 9.30 avremo con noi Edoardo Montolli. Se andate su Dagospia trovate una introduzione al nuovo libro Il Grande Abbaglio, la nuova edizione, la versione aggiornata del libro Il Grande Abbaglio, la controinchiesta di Felice Manti e Edoardo Montolli appunto sulla strage di Erma. Dagospia ha pubblicato un estratto dal libro che poi trovate su tutti i negozi online, sullo scaffale online, e ne parleremo però dopo con Edoardo Montolli alle 9.30, mentre alle 9 per il cui Parlamento sarà con noi il deputato marchigiano Tullio Patassini. Allora andiamo ai quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre col governo che litiga sugli arresti per Di Maio e Tangentopoli. Salvini dice vogliono impedire la nostra vittoria, come abbiamo già visto. 3 arresti a Legnano per mazzette presunte, ai domiciliari anche il sindaco leghista Giambattista Fratus, una nuova inchiesta che crea tensione nel governo, poi lo vediamo. Scorciatoie pericolose, secondo Massimo Franco, quelle di dire nuova Tangentopoli o al contrario giustizia a orologeria. Mentre c'è un retroscena di Francesco Verderami, Matteo vede nemici potenti, la Lega è sotto attacco, chi tace è complice, come abbiamo letto prima il post di Salvini. Con questo spirito Salvini si prepara alla manifestazione elettorale di Milano. È dai giorni del caso di Ciotti che ha iniziato a maturare un convincimento, e cioè che ci sia un gioco nel quale a lui è stato assegnato un ruolo. È da quei giorni che ritiene di essere finito nel mirino. Poi vedremo però anche l'intervista di Di Maio all'organo delle procure, come lo hanno definito in molti, ovvero il Fatto Quotidiano a pagina 3, anticipata in prima pagina naturalmente. Intanto la prima pagina del Corriere della Sera si compone anche del pezzo di Antonio Polito. Non è occupato né disoccupato né giovane né pensionato né povero né non povero, è un singolare prodotto della complessità sociale, della indigenza e di quel palcoscenico della vita che è Napoli. Mi chiede di chiamarlo Marek, anche se ha 53 anni e una pelata che esclude ogni somiglianza col suo idolo, Marek Hamsik, e la sua cresta. È venuto al centro servizi della UIL zona stazione, vuole rinunciare al reddito di cittadinanza. Marek e gli altri che rinunciano al reddito di cittadinanza, l'oggetto della riflessione, per così dire, di Polito. Il caso di Marek e di chi rifiuta l'assegno perché poi è obbligato a rinunciare al lavoro precario. Pensa un po'. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera è morto a 102 anni l'uomo che rifece il volto al Louvre. Yeo Ming Pei ha disegnato la piramide del Louvre a Parigi, Palazzo Lombardia a Milano, aveva 102 anni. E ancora in primo piano sul Corriere Gian Giacomo Schiavi si occupa della lotta al cancro con i broccoli. Nei broccoli un composto che attiva un soppressore dei tumori. Ad Harvard la scoperta del team guidato dal professor Pierpaolo Pandolfi. La questione viene affrontata con un'intervista al professor Pandolfi a pagina 17 del Corriere. Un'arma verde contro il cancro è la scoperta del team guidato dall'italiano ad Harvard. Nei broccoli c'è un composto che attiva un meccanismo di soppressione dei tumori. Avremo farmaci più potenti, ora gli studi clinici sull'uomo. Abbiamo un'altra chiave a disposizione per prevenire e trattare la malattia. E questa cosa dei broccoli, il composto estratto dai broccoli può attivare questa sostanza che è un titano, una sostanza titanica per la soppressione tumorale e colpire l'alieno, il cancro infiltrato nelle cellule. Questi i temi di primo piano, ma c'è anche il piccolo Alex, 2 anni, che gioca felice con le bolle per strada dopo il trapianto al Bambin Gesù di Roma. È guarito, lontani i giorni della paura, la malattia rara, inarrestabile, un donatore cercato in ogni angolo del mondo, poi il trapianto in Italia al Bambin Gesù, il recupero, la forza di sorridere. Si domanda invece Paolo Mieri, la guerra all'Europa è finita? Punto di domanda. Se l'Europa fosse in condizioni meno disastrose di com'è, e se l'Europa è la domanda retorica, chiedo scusa, se l'Europa, scrive Mieli, fosse in condizioni meno disastrose di come la si percepisce e la si descrive, la guerra all'Europa di questi qua è già finita? Si domanda Mieli. L'inutile guerra all'Europa potrebbe essere finita. Molte forze sovraniste sono disponibili a combinazioni politiche con partiti di forte tradizione europeista. Soltanto in Italia la situazione appare diversa. Mentre lasciamo a questo punto il primo piano del Corriere della Sera, andiamo al Fatto Quotidiano tra poco, dopo la piccola pausa, perché leggiamo l'intervista d'apertura di Luigi Di Maio. Il Fatto la introduce così: Lega, un problema se queste inchieste salgono più in alto, dice al Fatto Quotidiano Luigi Di Maio.
Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Allora, andiamo all'intervista del Fatto Quotidiano a Luigi Di Maio, titolata in prima pagina, come abbiamo visto così, Lega, un problema se queste inchieste salgono più in alto, e a pagina 3, se queste indagini salgono più in alto è un problema serio. Allora, nuova Tangentopoli, ha detto Di Maio. Qualche ora dopo, con il Fatto Quotidiano, Di Maio riparte da un altro punto. Il fatto è, dice Di Maio, che non sta tornando il fascismo, ma c'è un innalzamento della tensione determinato da certe dichiarazioni con piazze che sembrano quelle degli anni 70. Questa polemica destra-sinistra serve solo a Salvini e Zingaretti. Noi 5 Stelle siamo post-ideologici, rappresentiamo il buonsenso e la ragionevolezza. Parlando di nuova Tangentopoli, dice l'intervistatore del Fatto Luca De Carolis, lei Di Maio indica un sistema e vi include anche la Lega. Come fa a governare con chi ne farebbe parte di questo sistema? Io, dice Di Maio, indico un'emergenza sulla corruzione. Tutti i partiti sono attraversati da scandali, tutti fanno muro tenendosi indagati e arrestati per corruzione. Ma noi 5 Stelle continuiamo a chiedere di espellergli gli indagati e arrestati per corruzione. Espellerli subito. Ma perché restate assieme al carroccio? Allora continua a chiedere il Fatto. Se certe inchieste si stanno svolgendo è anche grazie alle nuove leggi che abbiamo votato con la Lega. Dopodiché, se alcune inchieste territoriali dovessero arrivare più in alto, ci sarebbero dei problemi. Ma si può andare avanti col contratto di governo in cui sono previste le norme etiche che abbiamo applicato a Siri e come Movimento 5 Stelle, essendo maggioranza in Consiglio dei Ministri, le faremo sempre applicare. A fine maggio arriverà la sentenza per il sottosegretario ai trasporti Rixi. Se condannato dovrà andarsene? Lo stabilisce il codice di comportamento previsto dal contratto, risponde Di Maio. Gli auguro di risultare innocente, ma a lui si applicherà quanto abbiamo concordato. Comunque mi auguro che dopo il 26 maggio la Lega dismetta i panni dell'ultradestra e che si torni a ragionare con serenità. Forse è proprio di ultradestra un partito il cui leader si affaccia dai balconi davanti a cui impiccavano i partigiani, dice l'intervistatore. Nei primi mesi di governo era un'altra Lega, era una Lega moderata, dice Di Maio. Un leader che esultava urlando chiudiamo i porti era già di destra, dice l'intervistatore. Di Maio, non devi stronzare, devi convincerti che quello lì era già di destra, il Salvini. Può valere anche per chi sostiene quelle politiche come il Movimento 5 Stelle che avrebbe svoltato a sinistra. Non c'è nessuna svolta, dice Di Maio, ora ci associano al PD, ma il PD non ha credibilità, quelle politiche migratorie le abbiamo condivise. Politiche di destra, dice l'intervistatore, insomma l'intervistatore si fa per dire, guardate quello che ha fatto Minniti prima di noi, risponde Di Maio, il tema non è di destra o sinistra e ora il nodo non sono più gli sbarchi quasi crollati, ma i rimpatri e i ricollocamenti negli altri paesi. Allearsi con Orban o la Le Pen di certo non aiuta.
Avete attaccato la sindaca di Roma, Raggi, perché è andata a casa al bruciato a sostenere un principio di legalità, dice l'intervistatore, si fa per dire. Risponde Di Maio, le abbiamo espresso solidarietà. Virginia ha fatto bene a farlo. Ma dire prima i romani poi i rom non è sostegno. In questi casi, risponde Di Maio, bisogna evitare di schierarsi da una parte o dall'altra e ci sono tensioni sociali di cui dobbiamo tener conto. Va cambiata la legge perché chi aspetta la casa da 20 anni non può essere scavalcato da chi è qui da 5 o 6 anni. Detto questo, sono contento che Raggi oggi sia andata a trovare una signora italiana che rischia lo sfratto. Sul fatto, Pietro Grasso sosteneva che è un controsenso approvare la legge sul voto di scambio e poi proporre lo sblocca cantieri che alza le soglie per i lavori senza gara. Si favorisce la mafia, ha detto Grasso. È molto critico anche Raffaele Cantone dell'ANAC. Il decreto sblocca cantieri, dice Di Maio, non è stato convertito, stanno venendo presentati tanti emendamenti. Tutto quello che si può migliorare lo miglioreremo, ma non penso che la corruzione si combatta facendo impazzire con 1000 norme gli imprenditori onesti. Noi abbiamo irrigidito i controlli con la spazza corrotti e il voto di scambio. Domanda, ancora il Fatto, che fine ha fatto la nomina come commissaria alla spending review di Massimo Garavaglia e Laura Castelli? Avete fatto marcia indietro? Al Ministero dell'Economia alcuni si devono far passare la gelosia, risponde Di Maio. I commissari ci servono, non si può perdere tempo, bisogna cominciare tagliando gli enti inutili, quindi vanno abolite le province. Il premier Conte ha ricevuto il generale libico Haftar. Avete abbandonato il leader di Tripoli al-Serraj perché il presidente americano Trump ora sostiene Haftar? Noi, risponde Di Maio, abbiamo interloquito sempre con tutti, ci auguriamo l'avvio di un processo di riconciliazione nazionale, inclusivo e intralibico. Quello che chiediamo a tutti è di non intervenire in Libia e arrivare ad un accordo di pace. Come ha scritto Repubblica, avete esortato a dimettersi 4 vice direttori dei servizi segreti. Fretta di lottizzare? La delega ai servizi, dice Di Maio, l'abbiamo affidata a Conte, è una garanzia di equilibrio. Beppe Grillo non sarà al comizio finale del 24 maggio a Roma, sempre più distante? Non conosco la scaletta, ma con Beppe mi sono sentito oggi. Assieme lavoriamo per il Movimento 5 Stelle. Così Di Maio, intervistato dal Fatto Quotidiano. Noi adesso torniamo al Corriere della Sera, in primo piano un'altra inchiesta che fa litigare gli alleati. È Tangentopoli, no, ci attaccano, dice Salvini, e Tangentopoli, dice Di Maio. È arrestato il sindaco leghista di Legnano. Di Maio evoca il 92 e Salvini dice Grillo dia i calci a qualcun altro, l'abbiamo già visto. La preoccupazione di Conte spinge per la linea dura e gli agenti sotto copertura. Ma intanto anche sul Tempo di Roma c'è il primo piano dedicato a Salvini. Indagini, spread e proteste, Salvini è accerchiato, scrive il quotidiano diretto da Franco Bechis. La questione dei fondi, la nave di Ciotti, Siri, Fontana, i fondi 49 milioni soliti. La Lega è sotto inchiesta, mercati finanziari all'attacco e nelle piazze scontri e striscioni. Di Maio dice alle europee il voto tra chi prende tangenti e chi no. E il leader leghista smetta di insultarmi o ci penseranno gli italiani. Caos a Napoli, scontro tra centri sociali e poliziotti in occasione della visita di Matteo Salvini. Poi c'è anche l'indagine sui voli di Stato, ma il Dipartimento del Ministero dell'Interno dice il loro uso degli aerei è regolare. Mentre, a proposito, già che ci siamo di Lega, c'è anche da segnalare il primo piano della provincia di Cremona, un imputato della Lega in lista si ritira e bufera sul candidato Cesare Di Giovanna. Il 5 giugno patteggerà 6 mesi per un sabotaggio alla centrale del latte. La notizia è circolata in mattinata, nel pomeriggio il Carroccio ha preso le distanze e lo ha costretto a farsi da parte. La mattina gira la notizia che è imputato e che col PM è stato concordato un patteggiamento a 6 mesi di reclusione, pena sospesa. Nel pomeriggio si dimette. Cesare Di Giovanni, 23 anni, candidato della lista della Lega, che si apre con il nome di Alessandro Zagni e si chiude col suo, sul quale egli stesso si vede costretto a tirare una riga. Secondo l'accusa, il 22 dicembre del 2016 avrebbe piazzato un ordigno rudimentale nel quadro elettrico della centrale del latte per sabotare la serata nella discoteca lungo la tangenziale. Sempre secondo l'accusa non era solo, in compagnia di Igor Radoslav Augustinski, polacco di 20 anni, e Luca Coccoli, 30enne. Per tutti l'accusa è concorso in danneggiamento a seguito di incendio. E lasciamo con questo anche la cronaca cremonese. Salvini accolto con bella ciao a San Severo, a Foggia, comizio breve, un'ora di selfie. Il ministro leghista, scrive Repubblica, contestato anche a Foggia dopo la tappa a San Severo e la visita ai familiari del carabiniere ucciso. I cori
Preferisco i ricchi e poveri, ha detto Salvini, poi i proclami. Sulla sicurezza scrive ancora Repubblica in cronaca di Bari. E il Corriere del Mezzogiorno si occupa dello striscione contro Salvini a Salerno. C'è un'inchiesta per turbativa elettorale. Dopo la denuncia della Digos ha aperto un fascicolo, si indaga su 2 ragazzi del balcone. Mentre ieri a Napoli il ministro Salvini è stato accolto da proteste in piazza da parte di giovani e centri sociali e da centinaia di striscioni esposti dai balconi, a Salerno la procura ha aperto un'indagine per turbativa di propaganda elettorale che coinvolge 2 giovani. Sarebbero stati loro a collocare uno striscione contro la Lega e Salvini in occasione del comizio del 7 maggio scorso. In quella circostanza i funzionari invitarono una anziana a rimuovere il drappo dal suo balcone dove l'avevano collocato alcuni attivisti. Tanto a Napoli Matteo Salvini ha parlato del piano nazionale contro le mafie, un piano nazionale unitario contro le mafie, ha annunciato Matteo Salvini al termine della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza a Napoli. Il piano però ancora non si conosce. Così il Corriere del Mezzogiorno. Poi se andiamo invece a Genova, di nuovo Repubblica in cronaca cittadina, effetto Salvini, onlus accoglienza, lo Stato non paga. Le cooperative che gestiscono i migranti denunciano, versato solo il 60% degli arretrati per il 2018 e col nuovo governo più burocrazia. Intanto però il questore di Genova, interpellato da Repubblica, propone il DASPO urbano per gli spacciatori dei vicoli. Smerciare droga nel centro storico è un fenomeno fittissimo ed endemico, ciclicamente però si aggrava. E poi c'è l'altra storia da Palermo. Ne parla per esempio il quotidiano La Sicilia, un video degli studenti con Salvini nuovo duce. A Palermo una professoressa punita perché non avrebbe vigilato. Lei dice è la più grande ferita in 40 anni della mia carriera. Il ministro commenta demenziale, il Ministero dell'Istruzione ora farà degli approfondimenti. Non ci sta Rosa Maria Dell'Aria, 63 anni, docente da 40, fra un anno andrà in pensione, non ci sta a passare come sovversiva anti-Salvini. È la più grande ferita della mia vita professionale. Non parlo del danno economico per i giorni di sospensione, ma il danno morale e professionale dopo una vita dedicata ai ragazzi e alla scuola. La professoressa insegna italiano e storia all'Istituto Industriale Vittorio Emanuele di Palermo. È stata sospesa da sabato per 2 settimane. Non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti che nella giornata della memoria avevano presentato un video nel quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 38 al decreto sicurezza del ministro Salvini. Un paragone commentato così da Salvini. Non so chi sia stato a proporre, controllare, suggerire, però che qualcuno equipari il ministro dell'interno a Mussolini o Hitler mi sembra demenziale. Il ministro dell'istruzione Bussetti ha chiesto un approfondimento e la decisione di sospendere la docente è stata presa a livello periferico dall'ufficio territoriale del Ministero. La sospensione con stipendio dimezzato è stata attuata dopo un'ispezione cominciata da una serie di social. Anche la Repubblica in cronaca di Palermo si occupa della prof sospesa, la scuola è in rivolta, è una censura che ci mortifica tutti. Coro unanime a difesa dell'insegnante, dai colleghi fino al sindaco Leoluca Orlando. Una minaccia alla libertà di pensiero degli studenti e dei docenti, una petizione dei sindacati. È stato fatto solo l'errore di aver toccato il cuore del potere. La cultura è libera, libero deve essere il suo insegnamento, è liberi di accostamenti. C'è un'intervista alla professoressa sospesa, Rosa Maria Dell'Aria, su Repubblica. Non avrei mai pensato che quella proiezione potesse essere offensiva. Non ho mai costretto i miei alunni, dei quali cerco di stimolare lo spirito critico. La scuola è stata la mia vita, sono alle soglie della pensione, in 40 anni non mi era mai capitato niente del genere. L'accusa è di non aver vigilato su alunni che avevano accostato le leggi razziali appunto al decreto sicurezza di Matteo Salvini. Ho sempre cercato di stimolare i miei studenti con attività didattiche, ma i suoi ragazzi hanno associato le leggi razziali del 38 al decreto sicurezza, con tanto di foto del ministro Salvini. Cos'è successo? Chiede Repubblica. Abbiamo proiettato un lavoro elaborato liberamente da un gruppo di alunni. Hanno letto testi di Liliana Segre, il romanzo di Lia Levi Questa sera e già domani, hanno visto un approfondimento su Rai Play di Paolo Mieli, dove si racconta la storia della St. Louis, la nave di ebrei che scappavano dal nazismo a cui fu negato un porto negli Stati Uniti e a Cuba. I ragazzi hanno trovato analogie spontaneamente con quel che accade oggi, la nave. Per esempio tra la conferenza di Evian del 38, in cui si discuteva sulle quote dei migranti ebrei, e quella di Innsbruck del 2018 per decidere sulle quote europee dei rifugiati. Alcuni legittimamente hanno anche difeso il decreto sicurezza. Non sono mai intervenuta per dissuaderli, perché questo va contro la libertà del loro pensiero. Eppure la professoressa è stata sospesa. Si respira un clima particolare in Italia?
Non voglio polemizzare con le scelte del provveditorato, ma mi sento vittima di ingiustizia. Vivo uno stato di amarezza, non volevo né offendere né fare politica. Nel visionare il lavoro dei ragazzi non mi sembrava che ci fosse nulla di offensivo. Tutto è partito dalla loro libera opinione, un'opinione sulla quale lei avrebbe dovuto vigilare, secondo chi ha censurato il caso. Come ho detto durante l'ispezione, è stato tutto frutto dell'interpretazione dei ragazzi. L'insegnante non può controllare o correggere la libertà di pensiero degli studenti. Così anche il ministro che si tira fuori, scelte locali e bufera sul provveditore agli studi, Marco Anello. Chi vuole compiacere o quale casino vuole creare, a seconda dei punti di vista. Questo per quanto riguarda la storia della professoressa. L'unica roba normale oggi sui giornali a proposito di Lega è un candidato. Sul Tempo di Roma facciamo la conoscenza di Leo Bollettini, marchigiano, candidato della Lega nella circoscrizione centro alle prossime europee a Bruxelles per aiutare le nostre aziende, dice il candidato Bollettini. La flat tax va approvata al più presto e spero proprio che sia vera. Salvini sarà figura centrale in Europa, sbagliate le sanzioni alla Russia, dice Leo Bollettini, imprenditore molto attivo in diversi settori, candidato per la Lega appunto nella circoscrizione centro e marchigiano alle prossime europee. Detto questo, torniamo al Corriere della Sera con l'indagine vera e propria su Legnano. Le nomine nella Legnano leghista, promette i voti, posto alla figlia. Sintetizza il Corriere a pagina 5 nell'edizione nazionale. Nomine pilotate nelle realtà, nelle aziende partecipate dal comune. Bandi ad personam per i dirigenti comunali, un baratto elettorale con voti in cambio dell'assunzione della figlia di un candidato tagliato fuori dal ballottaggio che poi avrebbe appoggiato il sindaco. Dall'Alpi alla Sicilia, dovunque è Legnano, canta l'inno di Mameli ricordando Alberto da Giussano, 1176, la Lega Lombarda che vince su Barbarossa. E oggi, col sindaco leghista Giambattista Fratus ai domiciliari, le vicende della città simbolo del Carroccio diventano paradigma di un sistema di corruzione e gestione della cosa pubblica che scuote la Lombardia e arriva fino al governo. Dopo l'appaltopoli e l'avviso di garanzia al governatore Fontana con i vertici di Forza Italia sotto inchiesta, tocca alla Lega, scrive il Corriere. Il terremoto parte dalla cittadina di 60.000 abitanti al confine con Varese e porta ai domiciliari anche il neo assessore opere pubbliche Chiara Lazzarini, in carcere l'assessore al bilancio Maurizio Cozzi, entrambi di Forza Italia. In mezzo un sistema di nomine nelle municipalizzate, Europa Service e Amga Legnano, un sistema fondato sul principio dello spoil system e su incarichi affidati ad amici e alleati politici, con i magistrati di Busto Arsizio che fotografano in diretta il pagamento del sostegno elettorale offerto dal candidato escluso dal ballottaggio nel giugno 2017, Luciano Guidi di Alternativa Popolare, che appoggerà il sindaco Fratus in cambio di una nomina. Un bottino di 1046 voti che al secondo turno il candidato escluso dal ballottaggio Guidi riversa sul candidato di centrodestra, il sindaco leghista, nel duello con il primo cittadino uscente di centrosinistra, Alberto Centinaio. In prima battuta a Fratus erano toccati 9.196 voti contro i 7.717 di Centinaio. Un divario esiguo che porterà il candidato leghista a stringere con Guidi un patto politico che si tradurrà, dopo l'appoggio pubblico di Guidi a favore di Fratus, in un totale di 10.865 preferenze. Il prezzo da pagare, secondo gli inquirenti, l'inchiesta si chiama Piazza Pulita, è l'assunzione in Amga, una delle società comunali, della figlia di Guidi, la 29enne Martina, avvocata fresca di nomina. Un patto che a livello politico ha ricevuto l'approvazione dei vertici del centrodestra lombardo, come spiega intercettata l'allora coordinatrice di Forza Italia Dominus del sistema legnano Chiara Lazzarini, riportando le parole del neosindaco Fratus. Ha detto: io, siccome negli accordi elettorali che ho preso con Guidi per il ballottaggio gli aveva detto che se mi appoggiava, accordi che ha preso a livello regionale con Paolo Alli, Graziano Musella, Forza Italia, e Salvini, Alli era Formigoni, avrebbe dato un posto alla Guidi. La ragazzetta, cooptata nel CDA dopo che il sindaco ha costretto alle dimissioni un'altra consigliera, è così spaventata dall'incarico che chiede consiglio all'assessora appena arrestata alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. Ma devo firmare quando vado o no? Perché ho sempre paura di dire delle cazzate, dice la neonominata. Il GIP, Piera Bossi, parla di controllo totalitario delle amministrazioni pubbliche, che si traduce nella nomina di un inquisito per gestione di rifiuti a dirigente comunale e alla consulenza affidata a un amico all'interno della municipalizzata Europa Service, incarico che poi non si concretizza perché il candidato, dopo un bando costruito su misura, non parteciperà alla selezione, tanto da essere
bollato dall'assessore Cozzi come un cagasotto. Il via libera di Giorgetti sull'assessore poi in carcere anche a Gallarate. È un'altra storia raccontata dal Corriere della Sera di oggi. Non è storia da reato, ma una volta che il forzista Petrone, arrestato 11 giorni fa nell'inchiesta per Tangenti, si rivela un pessimo investimento come assessore all'urbanistica di Forza Italia al comune di Gallarate, la storia finisce per non essere neanche una medaglia politica per chi nella Lega, Giorgetti, diede il via libera politico a quella nomina. Per quanto riguarda il sindaco di Legnano, il sindaco arrestato ieri, per quanto riguarda appunto il sindaco Giambattista Fratus ai domiciliari, un sindaco forestiero, l'esposto Boomerang, che ha avviato i controlli. A Legnano l'hanno sempre considerato un forestiero, nato a Castano I, vicino a Malpensa. A Legnano ha attraversato tutte le stagioni della politica degli ultimi 20 anni, assessore e vice sindaco e poi appunto sindaco di centrodestra. Carriera iniziata nel 99, Consiglio provinciale di Milano. Giambattista Fratus è considerato leghista moderato, comunque voce influente nei Lombar sul territorio, a cominciare dal rapporto con Matteo Salvini. Poche ore dopo gli arresti, il prefetto di Milano Saccone ha sospeso la carica del sindaco, del vice e dell'assessore e di fatto commissariato il municipio. Giunta già da parecchio in bilico, prima per le polemiche dopo lo stop alla mensa ai bambini morosi, poi per le dimissioni in 2 tranche di 3 consiglieri leghisti e la surroga poi di uno dei dimissionari sancita dal difensore civico regionale. I PM contestano anche lo scambio elettorale con Luciano Guidi in cambio dell'assunzione della figlia. L'ex candidato, perquisito ieri, smentisce, rivendicando da sempre l'appartenenza all'area di centrodestra e quindi naturale il sostegno a Fratus. A sintetizzare il sistema legnano, una delle intercettazioni tra Cozzi e il sindaco. Si individua la persona e basta, fai la gara, finito. A dare il via all'indagine, ironia della giustizia, proprio un esposto Boomerang di Fratus del 2017 sulla gestione clientelare delle municipalizzate ai tempi della giunta di centrosinistra. C'è anche la cronaca locale, andiamoci subito per poi passare ad altro. Terremoto politico a Legnano, scrive il Corriere in cronaca di Lombardia, spazzata via la giunta, una giunta spazzata in un lampo, un terremoto, la notizia dell'arresto del sindaco Fratus, del vice Cozzi e della neoassessora opere pubbliche Lazzarini. Le accuse di cui dovranno rispondere sono gravi: turbata legalità degli incanti, corruzione elettorale, turbata libertà di scelta del contraente. In carcere il vice sindaco di Forza Italia Cozzi, Fratus e Lazzarini agli arresti domiciliari. Nomine contestate 3, riguardano posizioni dirigenziali nelle municipalizzate. AMGA Legnano, che si occupa di gas, raccolta rifiuti e piscina comunale, e Europa Service, pulizia, stabili e servizi. Le indagini hanno ricostruito turbative nello svolgimento delle procedure di selezione per individuare un dirigente per lo sviluppo organizzativo del comune, per la scelta di un nuovo direttore generale dell'AMGA e per l'affidamento di un incarico in seno a Europa Service. Presunti maneggi non tutti andati in porto, vuoi per rifiuto di chi doveva essere messo su una certa poltrona, vuoi, come il nuovo direttore generale dell'AMGA, perché la magistratura è arrivata prima. La città è commissariata, il prefetto ha nominato il viceprefetto Cristiana Cirelli commissario per la gestione del comune. Legnano sembrava uscita da una crisi politica profonda che aveva portato alle dimissioni di 13 componenti del Consiglio, tra cui consiglieri di minoranza, assessori, presidente dell'Aula. Vi è poi il caso del presunto favore di Fratus alla figlia di un candidato sindaco sconfitto al primo turno alle amministrative del 2017, in cambio di un appoggio solo verbale al ballottaggio. Tua figlia si chiama Martina, vero? Sto provvedendo alla nomina in ALA, AM Linea Ambiente. Questo stando all'ordinanza cautelare, la telefonata intercettata che confermerebbe il pactum sceleris tra il sindaco di Legnano e Luciano Guidi di Alternativa Popolare, che poi lo appoggerà. C'è l'intervista sul Corriere della Sera a Luciano Guidi, il candidato che poi appoggerà appunto Fratus. Sono da sempre nel centrodestra, non c'è stato nessun favore per mia figlia, nessuna trattativa con Fratus, nessun do ut des a favore di mia figlia. Prima del ballottaggio ho appoggiato Fratus, ma è forse un reato? Ora aspetto di vedere gli atti dei magistrati insieme con il mio avvocato, dice Luciano Guidi, 72 anni. Sono andato via prima, poi ho fatto le scuole magistrali prima di diventare sacerdote e insegna religione nelle scuole.
non c'è stato alcuno scambio con Fratus, ribadisce Guidi, ho solo esplicitato il mio pensiero dicendo che preferivo Fratus a Centinaio. Quanto alle intercettazioni, il sindaco dice di star per provvedere alla nomina della figlia di Guidi in una società, nel CDA di una società del comune. Io prendo atto di ciò che mi dice, ma ora attendo di vedere gli atti col mio avvocato, dice Guidi. È vero, ho sempre collaborato col centrodestra, dissi apertamente di appoggiare Fratus. Altri nel movimento di Alternativa Popolare, il suo, dissero di voler appoggiare Centinaio, ma si trattava dell'esternazione di un pensiero politico. So solo che stamani alle 6:30 sono stato svegliato dal citofono, fuori la Guardia di Finanza, a cui ho aperto la porta di casa. Hanno perquisito dappertutto, non ho trovato nulla di interessante, hanno preso il mio telefono cellulare e il computer, li hanno portati via. Mia figlia Martina ha fatto 30 anni proprio ieri, è avvocato, dopo la perquisizione è andata a lavorare, come sempre, esercita nello studio di un avvocato a Tradate. Così il Corriere della Sera, che è andato a intervistare il papà della ragazza nominata poi nella municipalizzata. E intanto andiamo avanti col Corriere della Sera, veloci perché abbiamo tante cose da fare stamani. Proteste anti-Salvini, scontri a Napoli, a Milano i cantieri degli striscioni, un poliziotto ferito, domani il raduno sovranista in Piazza Duomo. In tanti preparano i balconi, associazioni in campo in Lombardia, dai migranti a Zorro, i temi degli slogan. E poi un video che evoca il Duce, sospesa la prof. Questa storia finisce anche in pagina nazionale del Corriere della Sera, l'abbiamo già vista. E poi c'è Gian Antonio Stella che racconta il giovane Salvini. Guardate questa foto di Matteo Salvini, giovanissimo, consiglio comunale a Milano 1995, in bianco e nero la foto, molto bella tra l'altro. La storia del giovane Matteo: fu comunista a tavolino, difese i centri sociali che ora stronca, la militanza, un'idea di Bossi, tutti comunisti, troppi fischi, comunisti, cori di Bella Ciao, comunisti, striscioni ridenti, comunisti, dai e dai. L'insistenza del segretario della Lega nelle risposte alle contestazioni non è più lo sfogo saltuario di un capopopolo in servizio comiziale permanente da mesi, è una scelta politica precisa, inizia Gian Antonio Stella. Matteo Salvini ha iniziato la sua attività politica nel 90 iscrivendosi alla Lega, nel 93 consigliere comunale, a Palazzo Marino rimane per 25 anni fino a ottobre del 2018. Il saggio di Claudio Gatti, I demoni di Salvini, i post-nazisti e la Lega, è ciò da cui prende spunto anche Gian Antonio Stella. Voltiamo pagina e andiamo a Pisapia. Noi alleati dei 5 Stelle sarebbe un tradimento, non faremo l'unione bis. Il PD scelga il candidato premier con le primarie. Poi, sempre dal Corriere della Sera, la pagina degli esteri, con il viaggio del Corriere della Sera a Vienna, casa per tutti, così a Vienna si vive meglio. 6 viennesi su 10 usufruiscono di abitazioni ad affitto agevolato, merito di una tradizione sociale che risale al 1919, per fare in modo che in ogni zona della capitale possano vivere persone di tutte le classi, un modello messo in discussione dal governo conservatore del cancelliere Kurz, così scrive il Corriere della Sera. Lasciamo però il Corriere della Sera con quest'altra notizia: il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood in Israele. La tensione c'è, ma non ho paura, è giusto essere qui, dice il cantante che rappresenta l'Italia appunto all'Euro Festival. Mentre lasciamo, dicevamo, il Corriere della Sera con il 7 del Corriere dedicato a Beppe Grillo. Non gioco più, è il Beppe Grillo che manda Salvini a calci in culo al Viminale. Salvini lo prenderei a calci, dice Beppe Grillo. Volevano bruciarmi, allora mi sono spostato, è tornato al suo mestiere, quello di attore, e le incursioni nel palazzo sono sempre più rare. Il mio ruolo è come quello dei primi 2 stadi dell'Apollo, fornisci la spinta, l'energia, poi ti stacchi. C'erano solo 2 possibilità: continuare a essere il capo del movimento o assumere la posizione del garante. Deluso dalla politica? No, è come stare su un traghetto mentre soffri il mal di mare. Salvini lo prenderei a calci. L'Italia è un campo profughi e noi passiamo per razzisti. La TV di oggi mi piace spenta, sono lontano da ragni e gufi. Con ciò lasciamo anche il buon Beppe e andiamo in una piccola pausa.
2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata. Dapprima la situazione. Una vasta circolazione depressionaria avanza sull'Europa occidentale verso l'Italia e spinge aria umida dal Mediterraneo verso le Alpi, con nuvole e piogge sulle nostre regioni fino al lunedì. Clima ancora fresco per la stagione, con temperature massime tra i 3 e i 5 gradi al di sotto delle medie del periodo. Vediamo quindi le previsioni nel dettaglio. Cielo molto nuvoloso coperto per oggi, al mattino rare schiarite sulla pianura padana e solo qualche pioggia su Alpi e Prealpi occidentali, in particolare sull'Ostola, sul Verbano e Canton Ticino. Nel pomeriggio le piogge saranno via via più diffuse, in particolare su Piemonte e Lombardia occidentale, in accentuazione poi in serata. Neve sulle Alpi oltre i 1800 metri. Le temperature massime attese tra 13 gradi delle Prealpi e 16 della pianura padana. Per domani sabato una giornata grigia con cielo coperto e piogge intermittenti, forse qualche temporale potrà verificarsi sulla bassa padana, in particolare sulla pianura emiliana a ridosso dell'Appennino. Temperature stazionarie o in lieve calo le massime tra 12 e 15 gradi, limite neve sulle Alpi attorno ai 1800-2000 metri di quota circa. Per la giornata di domenica non ci sono particolari cambiamenti, ancora cieli molto nuvolosi o coperti con piogge intermittenti e possibili temporali pomeridiani. Rare schiarite si verificheranno sulla pianura padana. Le temperature massime saranno in leggero rialzo tra 15 e 18 gradi. Per la tendenza dell'inizio della prossima settimana si andrà verso un lento miglioramento. Lunedì molto nuvoloso, ma le piogge saranno solo deboli e veramente piuttosto rare, spesso anzi sarà asciutto. Martedì più variabilità, qualche occhiata di sole, ma ancora possibilità di qualche pioggia o rovescio. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata e un buon fine settimana. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Lasciato il Corriere della Sera e dopo vedremo la cronaca, andiamo a vedere, giusto così per capire il clima, due quotidiani diversi. Per impostazione il Fatto Quotidiano, appunto, che ospita l'intervista a Di Maio che abbiamo letto prima. Lega un problema se queste inchieste salgono più in alto, dice il capo dei 5 Stelle, mentre i giudici, scrive il Fatto, sgominano la giunta Legnano e l'assessore svela un accordo con Salvini. Tutti i partiti sono attraversati da scandali, tutti fanno muro, dice il 5 Stelle, per difendere indagati e arrestati, e conferma: Rixi, se condannato, dovrà dimettersi. Ma in primo piano c'è anche l'assalto nero ai Rom, informativa dell'Arma sui rossi a uso leghista, l'iniziativa dei carabinieri contro i centri sociali sgraditi a Salvini. Il vice premier sulle violenze avvenute l'8 maggio a Roma, alla Camera dimentica i fascisti, parla solo del corteo non autorizzato e non violento degli antagonisti. 16 finiti nella notazione
delle forze dell'ordine. Ma per cosa vuol dire c'è un accordo con Matteo? Un accordo politico, naturalmente, si va parlando di quello. Dopo Milano, domiciliari per Fratus a Legnano. Dopo Milano e Varese, Legnano riparte da qui la Tangentopoli Lombarda con il coinvolgimento di un vertice provinciale della nuova Lega di Salvini. Si tratta di Giambattista Fratus, sindaco di Legnano, diventato sindaco con un travaso di voti pianificato dai livelli nazionali del Carroccio e di Forza Italia, dietro al quale si cela una corruzione elettorale, con lui coinvolte altre 10 persone, il vice sindaco, l'assessore all'urbanistica, la coordinatrice locale di Forza Italia e membro del CDA di AFOL, bla 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 bla. La carne al fuoco è molta, scrive il Fatto Quotidiano, l'ultimo fronte è la procura di Busto Arsizio con i 3 arresti, in elenco 3 nomine pubbliche pilotate e scrive il giudice una gestione della cosa pubblica ispirata alla collocazione nei vari settori di persone manovrabili asservite alle loro direttive riconoscenti in futuro. Il risultato è il comune commissariato, il comitato di potere prende forma quando Fratus diventa sindaco, c'è la promessa del posto per la figlia dell'altro candidato che poi lo appoggia, per assumerla Fratus fa dimettere un consigliere, l'incarico non è facile. La ragazza ne parla con l'assessora Lazzarini e dice: ho sempre paura di dire cazzate e via dicendo. Questo l'abbiamo già visto. Lazzarini poi dice a Max Roveda, consigliere di un'altra municipalizzata: quello è un accordo politico che aveva preso Fratus con Guidi per il ballottaggio. Si lamenta della nomina anche il direttore generale dell'AMGA. Sta ragazzetta mi dice è avvocato. Sì, avvocato dei miei coglioni. Torniamo all'accordo politico al quale partecipano persone tra le quali Salvini. Ne parlano al telefono Chiara Lazzarini e un assessore. La donna riporta le parole di Fratus. Ha detto: io, siccome negli accordi elettorali che ho preso con Guidi per il ballottaggio, accordi che ha preso a livello regionale con Guidi, Alli, come si chiama, Musella e Salvini, prima del ballottaggio a livello regionale ho fatto un accordo con Paolo Alli, Salvini, quell'altro della Lega. Paolo Alli e Guidi hanno detto che mi avrebbero appoggiato al ballottaggio, io in cambio io gli avrei dato un posto. Paolo Alli, segreteria di Formigoni, oggi è presidente di Alternativa Popolare. Masella, deputato di Forza Italia. Durante l'indagine sono state diverse le intercettazioni coi vertici nazionali del Carroccio. Salvini dunque sapeva dell'accordo politico, non c'è prova che conoscesse la contropartita corruttiva, scrive il Fatto. Di certo la candidatura di Fratus viene paracadutata dai vertici nazionali della Lega, capirai, a Legnano. Comunque, Tafazzetti è il titolo del commento di Marco Travaglio, che prima o poi, scrive, bisognerà istituire il premio all'elettore ignoto. Non è l'elettorato incostante e disincantato che passa da sinistra a 5 Stelle o Lega, ma l'elettore fisso, irremovibile del PD. Ma vediamo come la mette la Verità invece la questione. Vogliono abbattere Salvini, scrive Maurizio Belpietro. Piazze scatenate, scontri a Napoli, tra poco si vota e le inchieste sui leghisti spuntano come funghi. L'ultima a Legnano. Anche il vicepremier è nel mirino dei giudici per i voli di Stato. Caso sollevato da chi chiudeva gli occhi sugli elicotteri di Renzi e cavalcato dai presunti alleati di governo, scrive Maurizio Belpietro. Matteo Salvini ha scavalcato Berlusconi non nel cuore degli italiani. Il primato conquistato da Salvini è quello dell'uomo più odiato dell'anno. Per lungo tempo Berlusconi è stato in cima alla classifica. Oggi a prendere il suo posto il ministro dell'Interno. Non c'è giorno senza che qualcuno si aggiunga alla lista degli odiatori con un insulto, una minaccia, un'accusa. Al Viminale tengono conto di tutto, ma il dossier straborda. Ieri si è aggiunta all'elenco una professoressa di Palermo per un video fatto in classe che paragona le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del governo. In pratica Salvini come Hitler, perché discriminerebbe gli immigrati. Per non lasciar sola la docente, a contestare il vice premier anche il fratello di Pino Daniele, il quale ha evocato il congiunto in uno striscione anti-Lega, con opinioni postume attribuite al defunto cantante. Per non dire dei selfie trappola che quotidianamente vengono architettati per contestare Salvini. Perfino un libro innocuo in cui si parla di fidanzate e vita privata ha tenuto banco per settimane, Salone del Libro. Ad accendere la polemica, la mobilitazione delle forze antifasciste, il nome del vice premier, non certo quello dell'editore. Del resto a Torino a presentare libri ci sono andati i terroristi, il fondatore della P2 Licio Gelli, e poi Franco Freda, il neofascista accusato della strage di Piazza Fontana. A nessuno importava nulla di Altaforte e Casa Pound, il vero obiettivo Salvini. Intendiamoci, niente di nuovo, sono 25 anni che si ripete il rito, il primo a farne le spese fu Berlusconi. Mentre il suo candidato a Cagliari non fa il tifo per l'aborto e Di Maio lo espelle, scrive ancora La Verità in prima pagina.
E sempre dalla prima pagina Maurizio Belpietro sull'iniziativa del quotidiano La Verità, da domani il libro che spiega l'Europa, il populismo non esiste, il libro di Martino Cervo, che viene introdotto appunto dal direttore Belpietro. Da domani in allegato al giornale il volume Il populismo non esiste, dedicato alle prossime elezioni. Oggi viene pubblicata la prefazione di Maurizio Belpietro. L'elite europea è nemica della democrazia. Invece di puntare il dito contro i sovranisti, la classe dirigente europea dovrebbe interrogarsi sul suo fallimento. Come mai gli Stati Uniti d'Europa oggi sono un incubo per i loro abitanti? Perché la promessa di prosperità è svanita, lasciando il conto al ceto medio. Bruxelles ha a cuore solo la minoranza agiata e facoltosa che non teme l'immigrazione perché può starcela larga e si sente classe superiore. Gli altri titoli in prima pagina: meno migranti, meno reati, ecco i numeri, il decreto sicurezza funziona, calati del 15% stupri e omicidi, accoglienza ridotta in tutte le regioni, il Viminale annuncia con le risorse risparmiate assunti 8.000 nuovi agenti. Per quanto riguarda Legnano se ne occupa Fabio Amendolara, incarichi in cambio di voti, arrestati sindaco leghista e vice di Forza Italia. Per i PM di Busto Arsizio gli indagati avrebbero barattato posti dirigenziali in società partecipate con appoggi elettorali alle comunali. In un'intercettazione anche il nome di Salvini che dice i giudici siano veloci. Dunque scambio elettorale, nomine pilotate, incarichi affidati a chi era incompatibile o a chi viene giudicato non capace. È un sindaco che nell'ordinanza che lo priva della libertà viene raccontato come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Giambattista Fratus, sindaco leghista di Legnano, secondo i magistrati di Busto Arsizio sarebbe stato in grado di accordarsi con un candidato concorrente sconfitto al primo turno che in cambio di un posto per la figlia in municipalizzata l'avrebbe sostenuto al ballottaggio, ma un attimo dopo la personalità di Fratus viene definita dal GIP come sottomessa al potere del vice sindaco assessore al bilancio Cozzi di Forza Italia, che dopo aver appellato il sindaco in una telefonata intercettata come un cagasotto è finito in carcere. Subito dopo Fratus è di nuovo descritto come spregiudicato nello sfruttare la propria posizione pubblica, mostrando un senso di impunità che pervade ogni comportamento, per poi diventare ancora una volta teleguidato dal vice sindaco e mero esecutore delle direttive. Il terzo arresto ai domiciliari per l'assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. Lei parla in una contorta telefonata di un accordo con Paolo Alli, Salvini, quell'altro provinciale della Lega. Secondo l'assessore, Alli e Guidi avrebbero confermato il loro sostegno al ballottaggio. In cambio, io, dice l'assessore, riferendo a quelle che gli inquirenti interpretano come parole del sindaco, gli avrei dato un posto, quindi devo mantenere questa promessa che ho fatto io, Fratus, per cui AM Linea Ambiente non do nessun consigliere in quota a nessun partito, li scelgo io. Dalla conversazione, secondo gli investigatori, emergono le motivazioni sottese alla nomina di Martina Guidi, figlia del candidato sindaco Trombato. Invece, in una telefonata successiva, esprime il concetto in modo più semplice, ma il nome di Salvini sparisce. Fratus, dice l'assessora arrestata, ha fatto un accordo preelettorale con Alli a livello regionale in cui doveva dare qualcosa per il ballottaggio. In una terza intercettazione dice il prezzo è stato pagato. Così, di telefonata in telefonata, saltano fuori 3 procedure di selezione che la procura ritiene pilotate per piazzare nei posti chiave amici, uomini di fiducia, personaggi graditi, anche se privi dei requisiti necessari per gli incarichi. Questa è la costruzione dell'accusa. Di mazzette neanche l'ombra. La contestazione è turbativa nello svolgimento di procedure di selezione. Prima accusa per un dirigente dello sviluppo organizzativo del comune di Legnano, seconda per il direttore generale AMGA Legnano, gestione impianti sportivi, terza per un incarico professionale con la società di servizi partecipata dal comune Europa Service. In uno dei casi, scrive ancora Fabio Amendolara, la valutazione del candidato rappresentò un mero simulacro. Già in prima era stato individuato da tempo, dice l'accusa Enrico Barbarese, in violazione delle leggi con manipolazione della procedura. Tra l'altro, Barbarese è descritto come soggetto privo di esperienza in materia di enti locali, gravato da precedenti di polizia, nominato nonostante presentasse incompatibilità che lo stesso nominato aveva sollevato con gli indagati. In un'intercettazione Barbarese spiega a Fratus e all'assessore Cozzi, vice sindaco, il vostro regolamento mi impedisce di tenere l'altro incarico. È incompatibilità assoluta di stampo vetero-comunista, questo l'hanno messo quelli del PD. Ma venuto fuori il problema, l'indagato offre la soluzione. Ma mica abbiamo problemi di andare in galera, non è questo il problema, una letterina e vi sistemo tutto, secondo me. La gestione del comune, secondo il GIP, sarebbe stata improntata non al soddisfacimento di interessi pubblici, ma alla collocazione nei vari settori di persone gradite, manovrabili, asservite alle direttive dei nominandi,
di coloro che li nominavano e verosimilmente riconoscenti in futuro attraverso manipolazioni della procedura a evidenza pubblica indetta. D'altra parte, in una delle intercettazioni Cozzi dice apertamente: una volta che si individua la persona basta, la gara non ha alcuna valenza. A quel punto sono finite sul registro degli indagati 11 persone. L'operazione è stata denominata Piazza Pulita, così sul quotidiano La Verità. Mentre lasciamo il quotidiano La Verità, andiamo a vedere gli altri. Adesso Repubblica la mette così: Legnati a Legnano, arrestato per corruzione il vice sindaco, il Movimento 5 Stelle attacca gli alleati, dovete cacciare i corrotti. Il Viminale pubblica la lista dei trasferimenti di Salvini. Il vice premier ha anche usato un bimotore dei vigili del fuoco, ma Repubblica mette in primo piano anche l'intervista alla leader della CDU, Kramp-Karrenbauer. La Lega ci preoccupa e la Germania sarà vigile. Ora l'Europa ci processa, prepara la stangata, non pagheremo per voi. I paesi dell'Unione Europea accusano il governo giallo-verde di spingere il debito deliberatamente. Vertice riservato Moscovici-Tria. Subito una manovra bis da 3 miliardi, altri 30 nel 2020, altrimenti procedura di infrazione. E il ministro dell'economia frena Salvini, scrive ancora il quotidiano La Repubblica, che poi appunto intervista la leader della CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, che parla a tutto campo dell'Italia, del rapporto con Macron, dell'immigrazione, dei conti pubblici. La Lega ci preoccupa, la Germania sarà vigile. L'emergenza profughi, abbiamo lasciato soli i paesi ai confini dell'Unione Europea, uno degli errori che abbiamo fatto nella politica tedesca e anche nella CDU. Quanto è preoccupata la leader del partito di Angela Merkel, appunto 56 anni, Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente del partito? Quanto è preoccupata per i populismi in Europa? Salvini, Le Pen, Meuthen e gli altri patrioti saranno domani a Milano. In queste settimane, dice la leader della CDU, voglio dare tutto per rafforzare i partiti di centro. Quelli si rafforzano soltanto se parliamo del futuro dell'Europa. Salvini col PPE lo escludo per la Germania a causa della presenza, il PPE potrà allearsi con i patrioti di Salvini, lo escludo a causa della presenza dell'AfD, lo escludo anche per il PPE. Viktor Orban dovrebbe essere cacciato, sta lasciando il PPE. Abbiamo sospeso, non ha più alcun influsso sulle nostre scelte. Tornando a Orban e agli alleati, Matteo Salvini è fra questi. Quanto è preoccupato per gli sviluppi in Italia e per i rapporti di Roma con la Cina, la Russia, eccetera. Devo essere sincera, dice la leader CDU e Repubblica, la situazione italiana vista da fuori è difficile da comprendere. C'è questa insolita alleanza di governo tra populisti di destra e di sinistra, cioè i 5 Stelle. Siamo preoccupati che l'anti-europeismo stia crescendo anche sotto forma del sostegno alla Lega. Ci preoccupa che potenze come la Russia e la Cina, che non hanno interesse a un'Europa forte e stabile, stiano cercando di aumentare la loro influenza in Italia. Gli sviluppi in Italia ci costringono la Germania ad essere molto vigili, anche se alla fine sono i cittadini che decidono, dobbiamo accettarlo finché è chiaro che ci sono elezioni democratiche e su questo finora non ci sono dubbi. Così su Repubblica. Gli arresti a Legnano, poi Repubblica si sofferma con 2 pagine nel paese dell'orgoglio nordista si teme che il terremoto sia soltanto all'inizio, scrive Repubblica, quel favore del sindaco al rivale, figlia sistemata, Salvini sapeva, scrive Repubblica, gli accordi per gestire il comune, scambi di posti e nomine nelle società partecipate. La neolaureata nominata in consiglio di amministrazione diceva: non ci capisco niente. Intanto Salvini pensa alla crisi e cerca il sì degli Stati Uniti, scrive Repubblica. L'8 giugno a Washington da Pence, assediato dai PM, il ministro accusa i 5 Stelle, partito delle manette. Ma la rottura sarà su flat tax o sicurezza. Poi ci sono i voli di Salvini, naturalmente su Repubblica, nessun abuso, ma Di Maio attacca. Salvini pubblica l'elenco delle volte in cui ha usato i P180 della polizia e Grillo lo manderei a calci al Viminale, dice Beppe Grillo di Matteo Salvini. Zingaretti dice è giusto indagare. Il furbetto dei cieli, un comizio per ogni impegno istituzionale. Mentre lasciamo Repubblica con le donazioni lecite a partiti e parlamentari, da Soros a Berlusconi, a Forza Italia 1 milione dai figli di Berlusconi, 200.000 da Soros a Emma Bonino, Guido Alpa, socio di Conte, aiuta il PD Orlando, le imprese che sostengono la Lega. Mentre c'è un'intervista anche al presidente dell'Istat, Blangiardo,
Se c'è la crisi, troppi immigrati possono destabilizzare, dice il presidente dell'Istituto di Statistica. Gli stranieri giovani sono una risorsa, ma anche loro invecchiano. Il reddito potrebbe avere effetti negativi, nel caso il reddito di cittadinanza dovranno essere corretti. Forse si può dire che il problema della sicurezza è minore rispetto al passato. Dall'economia arriva qualche segnale di conforto, ma servono conferme, dice ancora il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo. L'intervista copre tutta pagina 13 ed è anche piuttosto interessante, come al solito quando parla il professor Blangiardo. Ma lasciamo Repubblica con un'altra cosa che riguardava Salvini, un'intervistona di Claudio Sabelli Fioretti sul Venerdì a Elisa Isoardi, io, Sal, cioè Salvini, e il Pepe. La conduttrice TV dice che con Salvini parlavano tanto di quote latte e in quel selfie famoso lui non dormiva e il cibo trasmette emozioni. È stata quasi first lady, era fidanzata con un quasi premier, non se la tirava, ma i giornali di gossip impazzivano per lei, inventavano di tutto. Chi avesse voluto attingere alla verità poteva andare su Instagram, dove ogni giorno Elisa Isoardi e Matteo Salvini, il leader della nuova destra, aggiornavano il popolo sulla loro storia. Poi la storia è finita su Instagram. Matteo ha detto che delle sue cose private non vuol parlare coi giornali. Non ci posso credere, dice la signorina Isoardi. Proprio lui che ha vissuto sui social, che è diventato ministro con Instagram. C'è la foto in cui gli dai il ben servito su Instagram, voi due a letto. È una foto di delicatezza estrema. La Lucarelli la battezzò foto after sex. Non era una foto sexy, dice la signorina Isoardi. After sex, Elisa, dopo il sesso. Non avete fatto l'amore? No. Era un momento idilliaco del nostro rapporto. Dormiva, era sveglio, mica faccio la foto con uno che dorme. E De Gasperi, l'immagini De Gasperi che si fa una foto del genere, chiede Sabelli Fioretti. De Gasperi è un'altra epoca, Salvini è il re di questa nuova forma, è stato il primo politico a far entrare la gente nella sua vita, ha cambiato la comunicazione politica. Salvini ha 1,5 milioni di follower, Renzi solo 1 milione, impegnata in politica solo sentimentalmente, ma non conta, non è politica, è amore. Votavo Salvini quando stavo con lui. Lo amavo. Se tu fossi stata leader del PD, Matteo avrebbe votato per te, ma sicuramente non ho dubbi. Prima di Salvini chi votavi, dal centro al centrodestra? Primo voto Berlusconi, ho votato anche a sinistra Zingaretti, continuerai a votare Salvini? Non lo so, devo capirlo dai programmi, devo ancora decidere, bla bla bla. Insomma, poi l'intervista prosegue. Chi c'ha voglia se la trova sul Venerdì di Repubblica, mentre vediamo Libero come la mette la questione. Caccia giudiziaria al leghista è il titolo d'apertura. Inchieste prima del voto, meglio riderci su. Arrestato il sindaco di Legnano della Lega, indagine su Salvini perché 2 volte al mese sale sull'aereo della polizia. Di Maio evoca Tangentopoli e scorda i suoi. Capoccia a processo. Il capitano dice siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere. Il nemico è Salvini, scrive Pietro Senaldi, calano i reati, aumenta l'odio. I manettari sono ridicoli, anch'io sono corrotto, potete inquisirmi, scrive Vittorio Feltri, ma perfino i re magi. In questi giorni Forza Italia e Lega sotto assedio, scrive Vittorio Feltri, imputate di corruzione e roba simile, come fossero bande di ladri. Ricevono avvisi di garanzia, mandati di arresto, galera e domiciliari. I motivi vale a capire, tangentine da miserabili, aiutini da straccioni, furti di galline, promesse non sempre mantenute. La politica è vita, la vita è agra, imperfetta come l'umanità, complessa, fatta di relazioni tra gente di ogni tipo. La politica e le istituzioni sono piene di scambi. Do ut des è un motto latino che vale da oltre 2000 anni, come dire che nessuno fa nulla per niente, scrive Feltri. Chi non se ne rende conto è fuori di testa e dal mondo. Cosicché se tu vuoi accusare qualcuno di essere un corrotto o un corruttore, ci metti 5 minuti a imbastire un'inchiesta giudiziaria. Io, per esempio, non ho un gran potere, eppure un sacco di persone mi telefona e chiede cortesie. Fammi un pezzullo, un'intervistina, recensisci il mio libro, dedicami un po' di spazio, sono candidato alle europee, alle comunali, ho bisogno di una mano. Certe pressioni mi rompono le scatole, ma il più delle volte soccombo per evitare storie. Lo ammetto, è difficile, magari impossibile, sottrarsi agli obblighi imposti da un intricato sistema di relazioni pubbliche. Mi autodenuncio, sono corrotto e corruttibile. Mio cugino ha scritto un romanzo bruttino, anziché mandarlo al diavolo l'ho elogiato per evitare rogne. Sono un delinquente? Forse sì. Il mio parente, per ringraziarmi, mi ha fatto recapitare 3 fiaschi Chianti Gallo Nero, peraltro buono. Mi sono venduto o adattato alle consuetudini? Giudicate voi.
già che sono in vena di confessioni, a Natale mi sono stati regalati da alcune ditte panettoni di marca, me li sono mangiati volentieri coi colleghi. La nostra è una redazione di banditi che fanno merenda dopo aver leccato il culo a certe aziende. E Moretti, quello dello spumante ottimo di Franciacorta, poiché gli avevo dedicato un articolo per segnalare che nel suo podere aveva utilizzato i cavalli al posto dei trattori, mi ha recapitato una magnum del suo splendido vino. Anche in questa circostanza ho commesso un delitto? Altra circostanza, la senatrice Bernini, che stimo, capogruppo di Forza Italia al Senato, recentemente mi ha donato una culaccia squisita, sbranata in famiglia. Mi sono forse venduto a lei? Può darsi. Ma pure i re magi che portarono a Gesù oro, mirra e incenso erano corruttori di merda che intendevano comprarsi un posticino in paradiso. Virgilio nell'Eneide scriveva Timeo Danaos et dona ferentes, temo i greci se portano, anche se portano doni. Aveva ragione, i greci tutti in galera i beneficati, in galera ogni leghista è forzista, siamo criminali. Non ha torto Davigo, conclude Feltri, gli unici innocenti sono coloro che l'hanno fatta franca. Anche lui, cari magistrati, piantatela di rendervi ridicoli. E poi, a Repubblica qualcuno si è rotto dell'antifascismo, Federico Rampini, controcorrente, scrive Renato Farina in prima pagina su Libero. Prima pure a Repubblica qualcuno si è rotto dell'antifascismo, ha detto Federico Rampini, basta con le accuse di essere emuli del Duce distribuite a vanvera, i giovani non ci credono. Mentre nelle nostre galere prospera l'Islam e il ministro Bonafede dorme, scrive Filippo Facci sempre in prima pagina su Libero. Le galere scoppiano, cresce il rischio ISIS, il ministro Bonafede dorme, gli istituti di pena sono sempre più sovraffollati, aumentano i carcerati che si radicalizzano e fanno propaganda islamista. Intanto il ministro Grillino fa quello che gli riesce meglio, cioè niente. E infine Alain Delon a Cannes squalificato come maschilista, che follia, il festival è del cinema, non delle femministe. Andiamo alla Stampa. La Stampa apre sullo spread, il governo isola Salvini sullo spread, dopo Di Maio e Conte anche il ministro Tria prende le distanze dal vice premier sullo sforamento del deficit. Il governatore della Banca Italia Visco dice rischio credito per famiglie e imprese, preoccupazione del Quirinale. Per la storia di Legnano invece il leader leghista sbotta contro di noi, in corso un attacco senza precedenti. E poi ancora più soldi che a Fazio e scontro sul ritorno di Fiorello a Rai 1. Per quanto riguarda lo spread, ci sono due pagine che la Stampa dedica a questa questione. Lo spread alto è un peso per la crescita e per le famiglie, con un'intervista al leghista Claudio Borghi a pagina 2. È ridicolo dire che è tutta colpa nostra, dopo il voto ricontrattiamo le clausole IVA, Tria è stato assunto per farci investire in deficit. Il presidente della commissione bilancio della Camera Claudio Borghi, intervistato da Carlo Bertini sulla Stampa, pagina 2. Salvini dice che dovete fare come Trump e fregarcene dei vincoli e dei no, flat tax al 15% dunque? È la prima domanda. Beh, risponde Borghi, l'esempio di Trump è sotto gli occhi di tutti, meno tasse, più deficit e crescita al 3-4% e disoccupazione a zero, dice Claudio Borghi Aquilini in intervista alla Stampa. In America però, obietta l'intervistatore, vero, risponde Borghi, ma far crescita in un paese come l'America è molto più difficile. Un'economia matura che rischiava di ristagnare e invece la sua ricetta ha funzionato, ma era stata accolta da un coro di fischi. Irresponsabile, andrete a sbattere, gli dicevano. Beh, aveva funzionato anche con Reagan, dice l'intervistatore, comunque lì è un sistema diverso, tanto per dirne una, l'evasione è un reato federale. Sì, dice Borghi, ma la ricetta della flat tax è proprio anti-evasione, perché è solo una semplificazione del sistema con un'aliquota bassa. Quanto bassa dipenderà dal budget. Quando si stabilirà la cifra che si vorrà lasciare nelle tasche degli italiani, si fisseranno i due parametri, aliquota e deduzione fissa per tutti. Se si decide il 20% di aliquota e 4.000 euro a testa di deduzione, in una famiglia di 4 persone la deduzione agisce per 16.000. Se padre e madre guadagnano 20.000 euro l'uno, pagheranno il 20% di tasse su 24.000 euro, cioè 4.800 euro, il 12% sul totale. Applicando questo sistema a tutti, vero che si farebbe risparmiare a chi dichiara tanto, ma costoro avrebbero convenienza a venire allo scoperto, evitando forme di elusione. Come fare a non aumentare l'IVA? L'aumento dell'IVA in bilancio da anni è uno strumento contabile per mostrare deficit calanti, ma gli impegni di spesa per l'anno successivo vengono decisi in legge di bilancio. Noi non dobbiamo dei soldi a qualcuno, semplicemente nel teatrino delle promesse in Unione Europea abbiamo detto a Moscovici che faremo scendere deficit e debito. Lui non ci sarà più a dicembre,
le clausole si ricontratteranno. Macron ha deciso che farà il 3,5% di deficit, non è successo nulla. Domanda: finanzierete la manovra in deficit arrivando al 4%, scaricando il costo su chi arriverà dopo? A chi arriva dopo si lascia il costo degli errori, non del deficit. Se l'economia continuasse a stagnare, bisognerebbe farlo da manuale proprio per rilanciarla. Quanto a Di Maio, che dice che non lo permetterà niente sforamenti dei parametri europei, non credo che Di Maio sia un economista. E quanto a Tria, non voglio che nessuno prenda il suo posto. Tria ha un compito. Motivo della sua assunzione fu che è uno specialista in investimenti pubblici. La sua teoria è sempre stata che devono essere scorporati dal bilancio. Se riuscirà a portare a casa questo risultato, i margini di spesa ci saranno. Se invece dirà che bisogna aumentare l'IVA, allora non saremo d'accordo. Siete sicuri, domanda La Stampa, che faccia bene al Paese annunciare che sforerete il 3% portando il debito al 140? Gli effetti sono un boomerang o no? Ho fatto 20 anni di borsa, risponde Borghi. Appioppare la colpa delle oscillazioni a dichiarazioni varie è una cosa ridicola. L'ultimo mese lo spread è salito ogni giorno dopo la guerra dei dazi tra Trump e Cina, che ha portato a una discesa dei tassi tedeschi. Dare la colpa a Salvini o Borghi è propaganda spicciola. Quindi, domanda ancora La Stampa, dopo le europee il rigore sui parametri si allenterà? Se vorranno mantenere l'euro, la soluzione è solo una, dice Borghi: investimenti pubblici finanziati dalla BCE. Il Parlamento europeo decide una lista di 100 opere, tipo TAV, una diga in Sicilia all'aeroporto di Berlino, su cui tutti sono d'accordo. E questo costo va coperto dalla Banca Europea degli Investimenti, la BEI, che emette obbligazioni comprate dalla Banca Centrale Europea e finanzia così opere a fondo perduto. I tedeschi dovranno spiegarmi perché no. Perché BCE deve stampare denaro soltanto per comprare titoli? Andrete al voto anticipato per liberarvi dai grillini? È l'ultima domanda, risponde Claudio Borghi. Sono uno dei più accesi sostenitori del governo con loro, ma spiace questa escalation di critica. Un conto è cercare di strappare un 1 o 2% al voto, altro conto è rischiare di mettere in gioco la prospettiva di governo, come stanno facendo. Mi auguro che rinsaviscano, così Claudio Borghi Aquilini. Dopodiché abbiamo le poltrone in cambio del voto alla Lega, gli arresti che azzerano la giunta di Legnano. Tra i leghisti nel mito di Alberto da Giussano, il reportage di Alberto Mattioli: crediamo al sindaco, meno ai pubblici ministeri. Su quelli di Forza Italia non giuriamo. Così dice qualcuno dei cittadini di Legnano, che osserva anche sono strani i tempi dell'indagine. Il giorno più lungo di Matteo, contro di noi un attacco senza precedenti in 20 anni, il retroscena della Stampa di Torino. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Qui Parlamento. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano all'interno della rassegna stampa con il Qui Parlamento, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera. Come detto prima, in collegamento con noi c'è oggi Tullio Pattassini, deputato marchigiano eletto nelle Marche a Macerata della Lega e componente della Commissione Attività Produttive della Camera, oltre che della Commissione di inchiesta sui rifiuti. Buongiorno Pattassini, grazie per essere con noi. Buongiorno e ben trovati a tutti. Allora, la rassegna stampa, come lei ovviamente già saprà, verte tutta intorno alla Lega, a Legnano, all'arresto del sindaco leghista, ai domiciliari, a tutti gli altri fatti che riguardano Salvini, gli striscioni, i cori, l'ostilità, legnati a Legnano, vogliono abbattere Salvini, dice invece la verità. Per il Fatto Quotidiano ho intervistato oggi Luigi Di Maio, è un problema se queste inchieste sulla Lega salgono più in alto. Insomma, che sta succedendo secondo lei, Pattassini? Guardi, in realtà siamo di fronte a una situazione particolare, perché
È evidente che ciascun magistrato è libero di investigare, di analizzare, di studiare qualunque e di comunque ragionare su qualunque cittadino italiano. In questo momento c'è una serie di eventi concomitanti che potrebbe eventualmente essere oggetto di riflessione, perché io mi preoccupo non tanto dei fatti ma di tutto ciò che c'è intorno al fatto, perché il fatto è fatto, ma il collegare due fatti separati e metterli insieme con una connessione non sempre ragionevole può essere oggetto di confusione, in un momento poi così particolare in cui veramente siamo una settimana dal 26 maggio e la possibilità di cambiare l'Europa è forte e è concreta. Quindi secondo lei queste indagini hanno, come dire, sommate a tutti gli altri fatti? Allora, c'ha ragione La Verità? Vogliono abbattere Salvini? Salvini oggi è oggettivamente il punto di riferimento europeo di un popolo, o il popolo italiano, il popolo francese, il popolo ungherese, il popolo polacco, il popolo portoghese, quindi un popolo fatto da più popoli che ha un'idea d'Europa diversa da quella che oggi è quella dominante. Noi siamo per le specificità nazionali, gli altri sono per una Europa unita, unica e con un'idea univoca. Noi siamo per gli ultimi, loro sarebbero i primi, noi siamo per i piccoli, loro sono per i grandi, noi siamo per i risparmiatori, loro sono per i grandi gruppi industriali, noi siamo per la libertà e loro sono invece per un'Europa unita ma schiava della burocrazia. Patassini, quanto ai 5 Stelle, qual è il suo giudizio sul loro atteggiamento politico rispetto all'alleanza di governo e al partito alleato, cioè la Lega? C'è un impegno da parte di tutti di portare avanti un programma di governo che è già stato firmato un anno fa, un programma di governo chiaro, con dei fatti da fare, e oggi il governo sta portando a fatti dei fatti concreti. Io mi riferisco a qualcosa, tra tutti la quota 100, 150.000 persone a cui abbiamo restituito la libertà, altre 200.000 persone che hanno la facoltà di scegliere se dedicare la propria vita ancora al lavoro oppure se tornare a casa e dedicarsi alla famiglia, ai figli, ai nipoti e al sociale. Abbiamo fatto una grandissima riforma sulla legittima difesa, il decreto sicurezza di Salvini ha completamente messo in sicurezza il sistema Italia, abbiamo lavorato per chiudere i porti, abbiamo fatto una finanziaria che è tutta dedicata ai piccoli comuni. Questi sono i fatti. Il resto lo derubricherei a schermaglie elettorali pre-europee. Patassini, in commissione attività produttive, di che si va discutendo? Quali sono i temi? Giusto per dare una concretezza, perché altrimenti ci perdiamo nelle alte sfere delle polemiche. Semplicissimo. Io vorrei portare l'esempio del disegno di legge sui marchi storici ad alto valore territoriale. C'è un disegno di legge a prima firma del capogruppo Molinari e poi di tutti gli altri deputati della Lega che sostengono che un marchio storico che ormai è presente sul mercato da 50, 60, 70 anni debba essere oggetto di una particolare tutela. Per far capire ai nostri radioascoltatori, se io ho un marchio storico che ha sempre prodotto in Italia e arriva uno straniero e si compra il marchio e porta via lo stabilimento, perde il diritto all'utilizzo di quel marchio. Ci riferiamo al caso Pernigotti, ma come il caso Pernigotti ce ne potrebbero essere tanti in Italia. E questo semplicemente perché nel consumatore, se io compro un prodotto con un marchio specifico, voglio che sia collegato a quel territorio. Io non posso pensare di comprare, non so, una macchina Ferrari e la Ferrari venga prodotta all'altra parte del mondo, perché è l'emblema di qualcosa che identifica un territorio e un lavoratore. Molto chiaro. Oggi abbiamo appena citato, prima di collegarci con lei, un'intervista di Claudio Borghi Aquilini alla Stampa di Torino, dove si rimette l'accento sulla questione dell'abbassamento della pressione fiscale, della flat tax, una misura tra l'altro anti-evasione, spiega Borghi Aquilini, e poi la questione degli investimenti pubblici da scorporare dal bilancio, che dovrebbe essere il compito del ministro Tria. Ecco,
Sono obiettivi raggiungibili, visto che proprio oggi invece su Repubblica c'è un'intervista alla leader della CDU tedesca che dice: la Lega è l'osservato speciale, l'Italia è l'osservato speciale, la Lega ci preoccupa, la Germania sarà vigile, bisogna essere molto vigili, anche se alla fine sono i cittadini che decidono, quindi votano e le elezioni sono democratiche. Quindi noi siamo osservati speciali da anni, devo dire la verità, che per 4 anni eravamo anche commissariati all'Europa, penso solo al governo Monti o al governo Letta, quindi non eravamo osservati, eravamo proprio guidati da qualcuno che non faceva l'interesse dell'Italia e non faceva il bene agli italiani. Le grandi opere strategiche sono un bene per la popolazione, un bene per l'Europa e sono un grande volano per l'economia, quindi non sono soldi che vengono sprecati, sono soldi che vengono impiegati per lo sviluppo di un territorio. Quindi non ha senso che stiano sotto i vincoli del patto di stabilità. Punto 2. Sì, prego. Finisco, mi permetta, scusi, ma perché vorrei che almeno anche i nostri radioascoltatori abbiano le idee chiare. L'abbassamento delle tasse non significa che lo Stato incassa di meno, significa che lo Stato incassa di più, perché crea quel volano economico, crea quell'incentivo all'economia, crea quella voglia di fare nelle persone, che comunque porta un aumento delle tasse. Faccio solo un esempio: da quando sono stati fatti gli incentivi del 50% sulle edilizie, riconfermati poi da questo governo, è aumentato il gettito fiscale. La cedolare secca sugli affitti, 20%, ha fatto emergere tutta una zona d'ombra e quindi sono aumentate le tasse. Quindi chi dice che abbassare le tasse significa mettere in crisi lo Stato dice una bugia. Patassini, in questo momento l'ANSA apre con una dichiarazione fatta poco fa da Luigi Di Maio: mai voteremo una legge di bilancio che aumenta il debito, ha detto Di Maio poco fa. Il tema non è lo spread e neanche il 3%, il tema è quando dichiari che vuoi sforare il 3% aumentando il debito. Lo dico chiaramente: il Movimento 5 Stelle non voterà mai una legge di bilancio per aumentare il debito pubblico. E allora cosa si fa? Si fa come dice Borghi Aquilini, che dovrebbe fare Tria, il ministro dell'economia, cioè riuscire a far sì che gli investimenti pubblici siano scorporati dal bilancio. Quindi formalmente tu nel bilancio hai il 3% o quello che è, e però gli investimenti pubblici li fai a parte, non computabili a fini di bilancio. E in realtà è quello che è sempre stato fatto in Italia e in Europa durante il boom economico. Cioè l'investimento pubblico, per chi è come il professor Borghi, esperto d'economia, sa benissimo che è uno dei più importanti volani dell'economia. Quindi questo è: dobbiamo muoverci verso una possibilità che diamo all'Italia importante di creare sviluppo e occupazione, perché noi possiamo tenere i vincoli europei al 3%, possiamo non aumentare il debito, possiamo stringere la cinghia, sì, ma questo porta l'Italia indietro, non porta l'Italia avanti. La cura da cavallo che è stata fatta alla Grecia ha portato alla morte della Grecia, non ha portato alla salvezza della Grecia. L'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa, l'Italia ha una capacità industriale che tutti ci invidiano. Il nostro obiettivo primario è il benessere degli italiani, i posti di lavoro e far sì che le imprese italiane lavorino serenamente e siano poste nelle condizioni di produrre ricchezza. Bene, io allora ringrazio Tullio Patassini che è stato con noi in questa rubrica, grazie e buona giornata. A voi. Buona Buona giornata e buon lavoro. Ci vediamo a Milano per la manifestazione domani. È vero, domani mi raccomando tutti a Milano, perché il miglior segno dell'Europa che cambia è Piazza Duomo piena e noi saremmo tutti lì, dalle Marche con tanti pullman e da tutta Italia. Grazie a Tullio Patassini, buona giornata. Grazie, buongiorno, grazie. Qui Parlamento. Torniamo alla Stampa, perché sulla Stampa c'è l'incredibile storia del processo primo che è stato fatto per la strage di Via D'Amelio a Palermo, l'uccisione di Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta il 19 luglio del 92 e la pazzesca vicenda del falso pentito, del pentito di Vincenzo Scarantino, il falso testimone. Botte e vermi nella minestra, così diventai falso pentito, racconta Scarantino, deponendo al processo per il depistaggio sulle indagini per
La strage di Via D'Amelio, la figlia del magistrato ucciso attacca la polizia e la magistratura. Chi coordinava le indagini ha fortissime responsabilità. Sicuramente saranno tutti presenti il 23 maggio e il 19 luglio. Così Fiammetta Borsellino, la figlia del giudice ucciso da Cosa Nostra, ha appena finito di ascoltare il falso pentito Vincenzo Scarantino, l'uomo che incredibilmente fu creduto fino in Cassazione da giudici che inflissero 7 ergastoli sulla base delle sue dichiarazioni. Eppure, dice in aula l'ex Picciotto, per anni ho gridato dal carcere la mia innocenza, ma non venivo creduto, perché non si voleva cercare la verità. Quale fosse la verità, scrive La Stampa, di cui parla Scarantino, a parte le botte e le sevizie nel supercarcere di Pianosa, non è dato sapere. Nel processo per calunnia aggravata dall'agevolazione di Cosa Nostra, sorto attorno all'eccidio del luglio del 92, vittime Borsellino e 5 agenti di scorta. È davanti al tribunale di Caltanissetta, che sta giudicando i presunti autori del depistaggio, un vicequestore, Mario Bo, 2 ispettori in pensione, Luigi Mattei e Michele Ribaudo, che Scarantino ripete quel che disse già negli anni 90, quando i suoi tentativi di ritrattare furono fatti passare per complotti della mafia, con tanto di inchieste a carico degli avvocati difensori degli imputati, finiti con denunce contro i pubblici ministeri del processo Borsellino, Anna Maria Palma e Nino Di Matteo, cadute nel nulla a Catania, dove venne aperta e archiviata un'inchiesta contro magistrati e legali. E anche con loro che ce l'ha Fiammetta Borsellino, parte civile nel processo. La figlia di Borsellino è convinta che i responsabili di quel che accadde non siano solo gli imputati in aula con le loro belle facce, ha detto Fiammetta. Quello che ho sentito è inammissibile perché è avvenuto sotto gli occhi di poliziotti e magistrati. Ci sono responsabilità ad alti livelli, parlo del Consiglio Superiore della Magistratura, della Cassazione, della Procura Generale, organismi dai quali mi aspetto una risposta, dice la figlia di Borsellino. La risposta non arriva mentre Scarantino racconta stancamente dei suoi rapporti col gruppo investigativo Falcone Borsellino, che lo gestiva come collaboratore e conduceva le indagini sulla strage di Via D'Amelio sotto il coordinamento di Arnaldo La Barbera, morto nel 2002, oggi al centro di una valanga di accuse. Era La Barbera, sostiene Scarantino, che mi diceva sempre che ero come Buscetta, mi chiamava Buscetta Junior, ma sapevo di non valere un cappello di Buscetta, io vendevo droga e sigarette di contrabbando. La ricostruzione farlocca della fase esecutiva dell'attentato avrebbe avuto come scopo l'orientamento delle indagini verso un gruppo mafioso estraneo alla strage, proteggendo il clan dei fratelli Graviano, che erano gli organizzatori. Io, dice il falso pentito, dicevo sempre che ero innocente, per me era impossibile che si cercasse la verità. A Pianosa mi facevano spogliare nudo, mi davano colpi nelle parti intime, mi davano schiaffi in bocca, calci con gli anfibi. Sembrava il carcere del film Fuga di mezzanotte, dice. Mi hanno fatto mangiare i vermi per la pesca, pisciavano dentro la minestra, mettevano le mosche nella pasta. Passai da 103 kg a 53, dicevano che avevo l'AIDS. Fu quel trattamento a convincerlo a pentirsi. Mio fratello mi disse che vendeva la droga a Berlusconi. La Barbera non voleva che facessi queste dichiarazioni, ma io le feci. Ma erano soprattutto le accuse su Via D'Amelio a essere incredibili. Scarantino non lo conosceva nessuno dei pentiti storici di Cosa Nostra e si ritagliava un ruolo fondamentale nelle stragi. La sua ritrattazione non fu creduta fino a quando non si pentì Gaspare Spatuzza. La Stampa è molto soft in questo articolo, ma la storia è di quelle terrificanti. Lasciamo comunque La Stampa, andiamo alla prima pagina del Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino. 2 inchieste, la Lega sotto attacco, arrestato il sindaco di Legnano, polemica sui voli di Salvini. Mentre se alla fine ridesse Silvio, si domanda Michele Brambilla, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Intanto l'Italia si desta, doppietta tricolore al Giro, un azzurro in maglia rosa dopo 3 anni e per quanto riguarda appunto la politica, arrestato sindaco del Carroccio e la Corte dei Conti indaga sui voli di Salvini, il quale dice vorrà dire che la prossima volta prenderò la bicicletta. A pochi giorni dalle elezioni sono arrivate, scrive Michele Brambilla, il direttore del Quotidiano Nazionale, un'inchiesta giudiziaria sul sottosegretario Siri, Lega, una sul governatore lombardo Fontana, Lega, una sulla Racomi Forza Italia, una sulla giunta di Legnano, Lega, una sui voli di Stato di Salvini. Coincidenza o giustizia o orologeria? Domanda inutile, ciascun italiano ha la sua risposta, nel senso che
Chi pensa che tutti i politici siano corrotti, in particolare il centrodestra, vedrà il tintinar di manette e lo spuntar di avvisi di garanzia come conferma delle proprie idee e voterà a sinistra o 5 Stelle. Chi vota Lega e centrodestra vedrà confermata l'opinione sulle toghe rosse e penserà, come al solito, c'è una parte della magistratura servita alla politica che cerca di condizionare il voto. Insomma, arresti e avvisi che ormai regolarmente riempiono le pagine dei giornali e i TG non fanno che radicalizzare ciascun elettore nelle proprie convinzioni e non spostano un voto, ne spostano ben pochi. Per spostarne molti dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso. Scoprire un reato molto grave con una prova assolutamente incontestabile di colpevolezza, non gli abusi d'ufficio, le presunte mazzette da 30.000 euro, le tesi di laurea pagate, i voli di Stato. Ancor meno giovano i fantasiosi nomi con i quali gli inquirenti battezzano le inchieste, tipo Piazza Pulita di ieri. Funzionò 25 anni fa con Mani Pulite, ma ormai la gente è assuefatta, forse anche stufa, scrive Michele Brambilla. Forse una sola persona in tutto questo intravede un vantaggio, una persona che in fondo potrebbe godere nel vedere Salvini dover fare i conti con grane che a lungo toccarono a lui. È una persona che spera che Salvini, vista la malparata, torni sui suoi passi, alla vecchia alleanza. Provate a indovinare come si chiama questa persona, cioè Berlusconi sostanzialmente. Mentre andiamo a dare un'occhiata anche al giornale, si muove Mattarella, è il titolo d'apertura sui conti allo sbando. Il Colle preoccupato per lo spread. Banca d'Italia sottolinea lo spread pesa su famiglie e imprese e dice Berlusconi i sovranisti sono destinati all'isolamento. Poi c'è la Lombardia, un arresto al giorno, la Lega nel mirino delle toghe, in manette il sindaco di Legnano. E poi ancora il vero record dei 5 Stelle, fanno il pieno di soldi pubblici, finanziamenti ai partiti 16 milioni all'anno. Intanto arriva il conto a Casa Pound, 65 indagati per il blitz anti-Rom, per gli scontri di Torre Maura e Casalbruciato. Salgono a 65 le persone indagate dalla Procura di Roma appartenenti a Casa Pound e Forza Nuova, altri 16 indagati per il corteo non autorizzato dell'8 maggio davanti all'alloggio assegnato alla famiglia Omerovic, fra antagonisti e comitati di lotta per la casa. E infine, sempre dal giornale, i guai del Monte Paschi Siena, chiesti 8 anni per Mussari. Per quanto riguarda invece le indagini su Legnano, se ne occupa Cristina Bassi. In Lombardia altri arresti nella capitale leghista, i PM scuotono le urne, nel mirino dei giudici il sindaco e 2 assessori di Legnano. E poi l'operazione di Repubblica, il quotidiano Repubblica, staccare i 5 Stelle dal carroccio. Il quotidiano del neo direttore Verdelli punta sul dialogo tra Grillini e PD e Luigino concede interviste agli ex nemici. Di Maio usa le manette, scrive il giornale, per risalire nei consensi, dice Di Maio. Tangenti ovunque, Luigino cavalca le inchieste, Salvini si irrita, e così la mette il giornale che poi si occupa anche in cronaca di Lombardia milanese della tempesta giudiziaria. PD e 5 Stelle contro la Lega soffiano sul fuoco di Legnano, grillini scatenati, ma anche la sinistra prova a scavalcare il caso. E poi c'è Domani a Milano, una città blindata, Salvini e Ino Global, cortei ad alta tensione, il vice premier coi sovranisti, ma sfilano anche i centri sociali. Dopo l'invasione degli alpini, pacifica, si preannuncia un sabato ad alta tensione, scrive il giornale. Il vice premier Salvini chiude la campagna elettorale in Piazza Duomo con Marine Le Pen, l'olandese Wilders e i leader dei partiti sovranisti di Austria, Bulgaria, Belgio, Finlandia. Saranno in campo centinaia di uomini delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza ed evitare contatti con i centri sociali che hanno organizzato una contromanifestazione. Lasciamo anche il giornale, andiamo a Italia Oggi. In primo piano su Italia Oggi la semplificazione fiscale, doppia, esonerati dallo scontrino telematico, tabaccai, giornalai, agricoltori e altri. Si alza da 100 a 400 euro il tetto massimo per l'emissione della fattura semplificata. E intanto Salvini e Di Maio fanno i conti senza l'oste, spendono molto più di ciò di cui dispongono. E Salvini è offeso da Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, dice: a un tipo da spaghetti western lo manderei a calci a lavorare al Viminale. Intanto voterà l'80% dei giovani, scrive Italia Oggi, in occasione delle prossime europee, perché sono di nuovo interessati alla politica e non vogliono l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, scrive così il
giornale, scrive così, o meglio su Italia Oggi, Marco Antoneddis. Dopodiché Di Maio ha svoltato a sinistra, è l'opinione di Martino Loiacono, spingendo così più a destra Salvini per farlo apparire come estremista invotabile. Ma questa operazione potrebbe anche rivelarsi perdente. Riccardo Ruggeri si occupa del Cardinale, che credeva che in Italia si potesse occupare una proprietà privata, non pagare l'affitto, neanche le utenze, fare business estremo ed esentasse. Possibile che non sappia che chi gestisce le case della Chiesa sfratta subito gli inquilini morosi? Tempo fa scrissi un cameo sull'elemosiniere del Papa Krajewski, allora poco conosciuto. Non era un principe della Chiesa, sembrava un parroco polacco, si occupava di barboni. Scrissi di lui perché intuii che sotto sotto la povertà avanzava e costui mi avrebbe dato soddisfazioni. Dominava la scena Renzi allora. Aveva distribuito 80 euro, una legge al mese, scenari affascinanti, viaggiava come una trottola su e giù per l'Italia come i due Dioscuri di oggi. Ci invitava a pensare positivo, era divertente, mi ero stufato della tristezza colta di Monti e Letta. In realtà, frequentando colleghi ex operai con cui ho condiviso la mia vita, fino all'età di 40 anni non era così. Per loro la povertà avanzava sul serio e scrissi: molti parlano di povertà nel mondo, altri qua sempre più la praticano. A chi ci si riferisce quando si dice povero? La Banca Mondiale ha stabilito la soglia di povertà, un reddito di $2 al giorno, altri dicono 6. Ritengo che questa soglia sia stata fissata per permettere ai competenti di tapparti la bocca quando sottovoce dicevi la globalizzazione non è solo quello che appare. E venivi fulminato, vai a spiegarlo tu a quel miliardo di poveri asiatici che hanno raddoppiato il reddito grazie alla globalizzazione. Ti sentivi un miserabile. Non osavi rispondere che la loro maggior ricchezza avrebbe comportato un aumento della povertà in Occidente. E anni dopo fu certificato. Su questa bugia dei competenti ci sarà la Brexit e Donald Trump vincerà le elezioni. Poi scrive ancora Riccardo Ruggeri: ci sono le nuove povertà. Io conosco solo casi singoli di amici ex operai. Costoro in questi anni hanno azzerato i risparmi di una vita. Se eri predisposto alla cultura della scarsità, prima un operaio poteva farsi un gruzzolo dopo aver portato i figli alla laurea e acquistato un alloggetto. Ora sono disperatamente aggrappati alla pensione, devono fare welfare per figli e nipoti. Speculare è la situazione delle classi medie che molto avevano investito sui figli, dando Erasmus, università e master. Per una decina d'anni furono orgogliosi delle loro carriere in aziende estere, poi persero il lavoro, non ne trovarono altri. Ora intuiscono quel che attende i nipoti. Saranno una app guidata da uno smartphone, una pizza cartonata e pedalare. Allora apprezzai molto Papa Bergoglio, uomo di execution, quando si concentrò sui barboni romani attraverso l'elemosiniere pontificio. Ricordo che questi, 2 sere alla settimana, scortato da 2 guardie svizzere in jeans, da uomo di chiesa e non da app, distribuiva viveri e bevande ai barboni delle stazioni ferroviarie romane. Organizzava doccia e barberia per quelli che dormivano sotto il colonnato di San Pietro. Nel frattempo tutti cominciavamo a capire che, causa il modello di CEO capitalism in essere, gli sconfitti della globalizzazione sarebbero aumentati. Nelle estati di quegli anni registrai la dedizione totale dell'elemosiniere Krajewski verso i barboni. Ogni giorno a turno caricava 10 di loro sul pulmino e via per Fregene. Arrivati in spiaggia, i 10 indossavano i costumi pontifici, poi su teli pontifici si sdraiavano sulla spiaggia. Al calar del sole tutti nel pulmino a rivestirsi da barboni e poi in pizzeria per una napoletana e una birretta. Scrissi: suggerirei alle elite, che nei talk parlano con tanta competenza di povertà, di andare a Fregene, guardarli, impareranno che lo status di povertà per noi bianchi è dato dal colore della pelle. Un vero barbone è bicolore. Le mani e il viso abbronzati dal sole, bagnati dalla pioggia, asciugati dal vento, assumono con gli anni una tinta marrone scuro, quella dei madrasi indiani, che poi degrada sul grigio topo. Il resto del corpo ha il nitore di un neonato e lì c'è la loro anima. Poi il mondo è cambiato, conclude Riccardo Ruggeri. Padre Konrad Krajewski ha fatto carriera, è diventato cardinale, ha ampliato il suo raggio d'azione fino a una comune 2.0, caratterizzata da un modello gestionale di business innovativo. Essendo straniero, ha creduto che in Italia fosse ammesso dalla legge occupare una proprietà privata, non pagare l'affitto, non pagare le utenze, fare business estremo e esentasse. Immagino si sia stupito quando seppe che l'energia elettrica era stata staccata alla comune per morosità di 300.000 euro di arretrati e gli occupanti erano al buio. Essendo uomo di execution si infilò in un tombino e Fiat Lux. Quando comprese che aveva commesso un reato penale, disse che avrebbe pagato come elemosiniere le fatture di sua competenza, ma non quelle passate.
Un birbante? Che dire, conclude Ruggeri, possibile che i suoi superiori fossero all'oscuro? I diversi enti del Vaticano non si parlano? Possibile che il cardinale Conrad non sapesse che chi gestisce l'immenso patrimonio immobiliare della Chiesa, un altro cardinale, sfratta immediatamente applicando legge italiana agli inquilini morosi? E l'elenco è disponibile. Chi è allora il cardinal Conrad? È un birbante di sacrestia o uno sprovveduto, come lo sono solo i santi? Lo diranno i magistrati, ultimi tutori della legalità in questo divertente paese. Segue sullo stesso tema l'argomento di Bruno Tinti: la disobbedienza può essere fatta purché il cardinale Konrad Krajewski si sottoponga alle conseguenze legali del suo operato. Non deve nascondersi sotto la protezione vaticana. La civiltà ha bisogno di leggi. Senza legge una società sarebbe dominata dal più forte, i deboli sopraffatti. Alle leggi si deve obbedire, se non si obbedisce si deve essere castigati. Chi viola la legge non solo pregiudica l'interesse specifico protetto dalla legge violata, ma se non fosse punito ben presto i cittadini capirebbero che le leggi possono essere violate impunemente e perseguirebbero il loro interesse personale a scapito di quello della collettività. Chi viola la legge in questi casi, si chiama disobbedienza civile, deve farlo pubblicamente e assumersene le responsabilità. Dunque, accettare le conseguenze della violazione, la sanzione, la multa, il sequestro, la confisca e il carcere. Se non fosse così, egli altro non sarebbe che uno dei tanti che scelgono di vivere illegalmente, violando le leggi, per il proprio interesse personale. Così ragiona Bruno Tinti su il quotidiano Italia Oggi, mentre c'è un altro articolo interessante di Filippo Merli, la rivolta della fascia tricolore, la protesta di Maurizio Onnis, sindaco civico del comune di Villanova Forru in Sardegna, indossata al contrario per contestare Matteo Salvini, tanto per cambiare. Intanto Berlusconi riparte dal TAV col caschetto di protezione in testa per ribadire il sì al treno ad alta velocità di Forza Italia. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì.